Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre insieme fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti e gli approfondimenti sulle principali tematiche di questi giorni. Cominciamo subito con una notizia di cronaca giudiziaria arrivata proprio poco fa in redazione. Il PM di Padova, Silvia Golin, ha chiesto il rinvio a giudizio di 8 persone, tra cui gli ex vertici amministrativi della sanità veneta, per una serie di accordi ritenuti illeciti nell'ambito della gestione di servizi e forniture sanitarie. L'udienza davanti al GIP, come riportato anche dal Corriere del Veneto, è stata fissata per il 1° di febbraio e su questo tema tra poco vedremo il servizio che sta realizzando la nostra redazione di Padova. Ma c'è anche in primo piano un'altra notizia, una notizia di cronaca che ci arriva dal veneziano, da Marghera in particolare, dove nella notte c'è stato un gravissimo incidente causato da una vettura che ha imboccato contromano la rotatoria d'ingresso alla tangenziale di Mestre proveniendo dalla Romea. Per tutti i dettagli su questo tragico incidente ci colleghiamo con Marghera, con Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sono qui con Paola Barbato per raccontarvi di questo incidente che effettivamente ha veramente anche un po' dell'incredibile. Questa è la rotatoria Marghera, che diciamo è la strada che poi porta alla tangenziale di Mestre, e in pratica attorno all'1:15 di questa notte un'auto è arrivata dalla mia sinistra, quindi completamente contromano, e proprio dietro di me si è scontrata frontalmente con un'altra auto. Ecco, quindi l'auto è arrivata da là, quindi completamente contromano, e stando alle immagini che l'Autostrada di Venezia sta raccogliendo, era già in contromano da un bel po', da un bel pezzo di strada, dopo che era uscita dalla Romea. Quindi ha imboccato, ripeto, questa rotatoria che è molto conosciuta perché è una rotatoria di quelle più trafficate del veneziano, contromano. Però era l'1:15 della notte, quindi traffico non ce n'era. Secondo la ricostruzione dell'Autostrada di Venezia, che sta ovviamente anche cercando di ricostruire i dettagli di quello che è accaduto e sta cercando altre immagini di videosorveglianza da altri tratti stradali, dicevo, quest'auto, una Volkswagen Passat, è stata... alcune auto sono riusciti a schivarla, anche un camion. Poi a un certo punto invece c'è stato questo frontale con una Peugeot 3008. Il frontale è avvenuto esattamente dietro di me. Purtroppo per l'uomo alla guida della Passat, un 47enne di Cavallino Tre Porti, un imprenditore ittico, non c'è stato nulla da fare perché è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo che sono stati fatti dal SUEM, che è arrivato insieme ai vigili del fuoco dopo pochi minuti. E il conducente della Peugeot 3008 invece, che è un uomo di Mira, residente a Mira, di 37 anni, è rimasto ferito, ma per fortuna in modo non grave. Non ci sono state ripercussioni particolari sul traffico, proprio perché a quell'ora ce n'era poco. Ci sono stati però dei testimoni. Noi siamo nell'area di servizio che si trova proprio a pochi metri. Alcuni testimoni hanno aiutato l'Autostrada a ricostruire, almeno insomma a grandi linee, quello che è accaduto. Ripeto, davvero un incidente che ha un po' anche dell'incredibile. Non è comunque ancora stato chiarito del tutto quello che è accaduto, e l'Autostrada sta ovviamente ancora indagando. Marta, se non ci sono domande, qui dalla rotatoria di Marghera ti restituirei la linea. Grazie a Federico Fusetti e a Paola Barbato. Naturalmente poi torneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali ad aggiornarvi su questa ennesima tragedia della strada che si è verificata appunto nella nostra regione. C'è anche un'altra notizia di cronaca che ci arriva dal veneziano questa mattina, ed è quella relativa all'allarme bomba, in seguito al quale è stato evacuato il Tribunale di Venezia.
notizia poco dopo le 9 di questa mattina. Una telefonata anonima infatti ha fatto scattare il protocollo di evacuazione sul posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco con gli artificieri, i carabinieri, gli artificieri anche della Polizia di Stato, della Questura. Vi aggiorneremo naturalmente anche su questa notizia relativa appunto a questo ennesimo allarme bomba al Tribunale di Venezia. Andiamo ora nel Padovano con la cronaca, perché sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo del giovane tunisino annegato nelle acque del Brenta durante un controllo di polizia. Ieri intanto sono stati sentiti alcuni testimoni, nessuna violenza, dicono gli agenti, hanno tentato di salvarlo, questo naturalmente dopo le accuse molto pesanti che erano state lanciate da alcuni amici del ragazzo nei confronti delle forze dell'ordine. Sentiamo. Ha aperto un fascicolo per il reato di resistenza pubblico ufficiale il PM Luisa Rossi, che sta indagando con la squadra mobile di Padova sulla morte di Oussama Ben Reba, il giovane tunisino recuperato senza vita dai vigili del fuoco dopo che lunedì pomeriggio si era lanciato nel fiume Brenta in via Querini a Ponte Vico d'Arzere per sfuggire a un controllo. Dopo le accuse di violenza lanciate contro gli agenti martedì da un'amica di Oussama, che sul posto assisteva disperata alle operazioni di recupero del suo corpo senza vita, nella giornata di ieri gli inquirenti hanno sentito due testimoni che alle 16 di lunedì pomeriggio stavano passeggiando e hanno visto tutto. I due avrebbero fornito una versione contrastante rispetto a quella dell'amica di Oussama. Sarebbe stato il giovane tunisino a strattonare uno degli agenti che lo aveva fermato per un controllo, sfuggendo e lanciandosi in acqua. L'agente contuso avrebbe tentato di soccorrerlo raccogliendo un ramo e urlando al giovane in acqua di aggrapparsi. Una prima risposta ai dubbi sulla morte dello straniero potrebbe arrivare dall'autopsia che sarà eseguita nella giornata odierna. In sostegno degli operatori di polizia e colleghi del SAP, che ricordano come i poliziotti tutti i giorni effettuino decine di interventi sul territorio con il solo fine di far rispettare le leggi e tutelare i cittadini onesti. Nel frattempo la comunità tunisina si è stretta attorno alla giovane moglie e al figlioletto di appena un anno di Oussama Ben Reba. Il suo funerale sarà celebrato in patria. Amici e parenti stanno organizzando una colletta per raccogliere i fondi per sostenere le spese. Restiamo nel Padovano con il caso dei due coniugi massacrati a San Martino di Lupari. Il PM Brusegan ha disposto a diversi accertamenti, tra questi anche quello che dovrà stabilire se la figlia Diletta era in grado di intendere e volere. L'accertamento che come difesa riteniamo essere il più significativo è quello conferito alle consulenti del pubblico ministero, le dottoresse Smenghi e Palleschi, in relazione alla capacità di intendere e di volere della signora Miatello. E nell'alveo di questo conferimento incarico anche la difesa ha nominato un proprio consulente. Non solo l'accertamento clinico disposto su Giorgio Miatello, l'anziano massacrato in casa la notte di Santo Stefano, fondamentale per capire se i colpi che la procura ritiene inferti dalla figlia maggiore Diletta avessero l'obiettivo di uccidere, ma anche un nuovo incarico conferito per accertare se la 51enne ex vigilessa al momento dei fatti fosse in grado di intendere e di volere. Il consulente nominato dalla difesa, il dottor Terranova, affiancherà le consulenti del pubblico ministero nelle valutazioni del caso relative alle condizioni psicofisiche di Diletta. La donna in carcere a Verona sarà presto raggiunta dall'avvocato. Ha appreso che il padre Giorgio, sopravvissuto, è in lento miglioramento. La signora continua ad essere provata ed è una persona che ovviamente è sorvegliata all'interno del carcere in modo particolarmente attento. Le operazioni peritali inizieranno il 25 di gennaio, quindi è mia intenzione recarmi in carcere prima di quella data proprio per spiegare alla signora, insomma, che ci saranno dei colloqui, delle visite mediche che andranno a seguire.
Il fascicolo medico di Diletta, in cura al centro di salute mentale di Cittadella, è stato posto sotto sequestro. Non è stato possibile visionarlo, conferma l'avvocato. Una perizia psichiatrica dunque per Diletta Miattello, un accertamento a cui la difesa avrà la possibilità di partecipare perché il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari. Un 37enne di Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso, che nel 2020 si era visto erogare un ammonimento del questore per condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna, la sera del 17 dicembre scorso, in preda ai fumi dell'alcol, si era recato in un esercizio pubblico di San Fiora, dove la donna lavora, e l'ha minacciata. I carabinieri intervenuti hanno identificato il soggetto e hanno segnalato i fatti al questore di Treviso, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento esistenti a San Fiora. Si tratta di un procedimento amministrativo altamente significativo in termini di prevenzione, poiché ha la finalità di impedire che l'uomo possa avvicinarsi alla donna anche sul posto di lavoro, andando incontro in caso di violazione a ulteriori conseguenze penali. E noi ora cambiamo argomento, parliamo di salute. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 1 Belluno Dolomiti. Buongiorno dottor Cinquetti. Buongiorno a lei e buon anno. Grazie, altrettanto a lei, dottore. Allora, cominciamo subito con i dati che sono arrivati proprio questa mattina relativi all'influenza e al Covid. Per quanto riguarda il Covid, sono 923 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore. I dati dell'IS a livello nazionale testimoniano un calo, anche se l'RT è leggermente in salita, comunque sotto la soglia di 1. Per quanto riguarda l'influenza, invece, nell'ultima settimana l'incidenza è in calo, ma la fascia più colpita e diciamo che registra maggiori casi è ancora quella dei bambini più piccoli, da 0 a 4 anni. In Veneto 42.769 sono i casi che si sono stimati, diciamo, di influenza stagionale. Queste insomma le cifre ultime che sono state diffuse proprio poco fa dalla regione. Dottor Cinquetti, quindi il punto della situazione in questo post vacanze natalizie, che hanno visto comunque insomma una circolazione di persone, molti contatti, pranzi, cene e quant'altro. Se non avessimo quasi 3 anni di Covid alle spalle, potremmo considerare questa fase come una tipica situazione stagionale in cui si manifestano a carico della nostra popolazione varie virosi a trasmissione respiratoria. Infatti quest'anno si è ripresentata l'influenza stagionale insieme con altri virus respiratori. L'influenza stagionale ha avuto uno sviluppo un po' anticipato rispetto a quello delle stagioni precedenti, simile a quello che accadde con la pandemia 2009-2010. Questa influenza stagionale si somma alla, chiamiamola, coda epidemica Covid, speriamo che possa continuare ad essere definita coda epidemica, con una casistica superiore a quella del Covid, ben evidenziata dai numeri che ha proposto lei. In buona sostanza, attualmente abbiamo un'incidenza del Covid di circa 200 casi settimanali in regione, ma anche nella provincia dove lavoro io, su 100.000 abitanti, e una incidenza dell'influenza di circa 800-1000 casi settimanali su 100.000 abitanti, soprattutto a carico dei bambini. L'evidenza chiara a tutti però è che del Covid abbiamo maggiore certezza laboratoristica perché eseguiamo il tampone. Sull'influenza invece abbiamo dei dati più approssimativi, in quanto la stima di incidenza viene derivata da un sistema
di sorveglianza che verifica le cosiddette sindromi simili influenzali, cioè i quadri clinici, senza esecuzione del tampone se non su un numero limitato di casi per sapere quali virus circolano e quali ceppi circolano. Ecco, dottor Cinquetti, c'è un dato che comunque lascia, come dire, stupiti anche, no? A fronte di quanto stavamo proprio dicendo, ed è quello della mortalità per Covid, perché continua ad essere alto il numero di vittime, 8 nel Veneto nelle ultime 24 ore, ma insomma a livello nazionale si parla di quasi un centinaio di persone al giorno. Come mai e che cosa possiamo fare ancora che non abbiamo fatto fino ad ora? Allora, la letalità, cioè la capacità di questa malattia di portare a morte le persone, soprattutto persone fragili e anziane, questo è evidente a tutti, ormai è abbastanza simile per il Covid e per esempio, l'influenza stagionale. All'inizio dell'epidemia Covid avevamo una letalità, cioè una capacità della malattia di portare a morte la persona quando c'era tutta la popolazione davanti non vaccinata e non già interessata dal grande sviluppo epidemico di circa 1 su 100 contro una letalità dell'influenza di circa 1 su 1000. Adesso le due letalità si assomigliano abbastanza. È evidente che quando noi ogni 1000 persone che vengono colpite da influenza ne incontriamo qualcuna con condizioni di fragilità, dopo un periodo lungo di ricovero ospedaliero, accesso in rianimazione eccetera, questa persona può giungere a morte. Tutte le virosi respiratorie significative, anche il virus di cui si parla recentemente da un po' di tempo, il virus respiratorio sinciziale che colpisce sia i bambini che gli anziani, tutte le virosi respiratorie in alcuni casi fortunatamente rari, oggi anche per il Covid, possono portare a morte alcune persone con condizioni particolarmente sfavorevoli di partenza. Ecco, quindi diciamo rimane sempre valido il consiglio di vaccinazione per le persone fragili? Allora, partiamo da un dato che è ormai chiaro. Oltre il 90% della nostra popolazione, ben oltre il 90%, ha o completato il ciclo vaccinale o avuto un episodio di Covid, se parliamo di Covid, o la combinazione di queste due cose. Quindi sui grandi numeri di popolazione abbiamo un bagaglio di copertura immunitaria data sia dagli anticorpi sia dai linfociti T, ma questo è un tema un po' complesso che descrive la nostra capacità di rispondere al virus. Abbiamo una copertura immunitaria, dicevo, consistente molto alta. Per alcune persone la raccomandazione per tutte le persone con più di 60 anni, perché la raccomandazione per età è più semplice da leggere rispetto alla raccomandazione per malattia o per condizione, ma per tutte le persone con più di 60 anni, ma in particolare per le persone con più di 80 anni che non abbiano alle loro spalle un ciclo vaccinale completo, comprensivo di quarta dose, è raccomandata in questa fase la quarta dose, perché è evidente ormai in tutto il mondo che gli anticorpi contro il Covid nei vaccinati tendono a scendere, soprattutto nelle persone anziane, dopo 3, 4, 5 mesi. Ecco, dottor Cinquetti, stiamo vedendo già il titolo del prossimo argomento: screening e vaccinazioni, bilancio dell'ULSS 1, perché insomma l'anno che si è appena concluso è stato comunque un anno ancora molto impegnativo proprio per quanto dicevamo, ma screening e altre vaccinazioni, quindi quelle non Covid, sono andate avanti. Che bilancio possiamo tracciare di questo periodo? Un piccolo sguardo indietro, il tema è molto interessante e la ringrazio di averlo proposto. Un piccolo sguardo indietro. Nel 2020 tutti siamo stati travolti dal Covid, questa grande novità che ci ha colpito, interessato, in parte anche sorpreso. Nel 2021 abbiamo dato la grande risposta al Covid, soprattutto con una campagna vaccinale senza precedenti nella storia d'Italia. Nel 2022
siamo riusciti, pur in presenza di Covid e di tutte le altre malattie, a rimettere in piedi completamente tutte le più importanti campagne preventive. E mi riferisco alle vaccinazioni pediatriche dell'adulto, ovviamente, oltre alla vaccinazione Covid che abbiamo proseguito, e agli screening oncologici, due grandi capitoli della medicina preventiva che interessano milioni di persone nel Veneto, decine di migliaia di persone in provincia di Belluno. Infatti nel 2022 il bilancio complessivo attesta buone coperture vaccinali per tutte le vaccinazioni pediatriche, ma anche per le nuove vaccinazioni dell'adulto. Mi riferisco a herpes zoster, che è veramente una vaccinazione nuova, il fuoco di Sant'Antonio per capirci, e pneumococco, che è meno nuova ma importante per la fascia d'età dell'adulto, oltre che per l'età pediatrica, e buone coperture per gli screening oncologici. E mi riferisco allo screening cervicale, finalizzato alla prevenzione, diagnosi precoce e prevenzione del cancro del collo dell'utero, allo screening mammografico, finalizzato alla diagnosi precoce del cancro della mammella, e allo screening del carcinoma colorettale, finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce appunto del cancro del colon retto. Questi tre programmi di screening hanno registrato nell'ULSS 1, ma in generale nel Veneto, delle buone performance, rimettendo in piedi l'offerta e recuperando qualche passo che avevamo perduto durante il grande impegno legato all'epidemia Covid. Ecco, vogliamo proprio ricordare, dottor Cinquetti, l'importanza di aderire agli screening, perché c'è già chi dice, no, che la prossima pandemia, tra virgolette, insomma, sarà di cancro, proprio perché molte persone magari in questi anni hanno trascurato, come dire, quei controlli, quegli accertamenti che solitamente si facevano proprio a causa della situazione sanitaria conseguente al Covid. Per cui è davvero importante, no, recuperare il tempo perso e sottoporsi a questi esami. C'è una grande differenza tra un tumore e una malattia infettiva acuta come il Covid o come altre malattie infettive acute. Le malattie infettive acute hanno sviluppo rapido e si concludono rapidamente o con la guarigione o, per fortuna molto raramente, con un esito meno favorevole. Il tumore impiega anni per svilupparsi, specialmente grandi tumori per importanza numerica come il cancro della mammella, il cancro del colon retto, impiegano anni per manifestarsi e svilupparsi. E quindi il primo passo, prima di raccomandare appunto l'adesione agli screening oncologici, è di aderire con grande impegno a quelle che sono le raccomandazioni in tema di stili di vita: no fumo, no sedentarietà, alimentazione ricca di frutta e verdura, consumo moderato e ragionevole di bevande alcoliche. Per quanto riguarda gli screening oncologici, il programma di offerta è molto consolidato nella nostra regione ormai da moltissimi anni. Tutti i cittadini nelle fasce d'età di screening ricevono a casa loro una lettera invito firmata dal responsabile del programma e dal medico di famiglia di regola, e quindi aderire a questo invito, che prevede un giorno e un'ora in cui con facilità, senza liste d'attesa, senza pagamento di ticket, si accede ad eseguire un test semplice di grande importanza sanitaria e sociale. Io credo che l'adesione a questo invito sia un passo che ogni cittadino del nostro territorio è chiamato a compiere, per il suo bene e per il bene della comunità. Un'ultima domanda, dottor Cinquetti, su un tema che stanno affrontando molte persone in queste settimane, che è quello della carenza di farmaci nelle farmacie. Ne parleremo anche più avanti con Farmacie Unite nel corso del nostro telegiornale. Dal vostro punto di vista, diciamo, si sta verificando anche negli ospedali qualche problema di questo tipo?
Non ho approfondito molto l'argomento perché è un argomento su cui ovviamente sono impegnati i farmacisti, i territoriali ed ospedalieri. Mi pare di capire che mancano alcuni brand, cioè farmaci con etichetta, ma in generale i principi attivi per i cittadini che ne hanno bisogno sono disponibili. Io credo che l'unica indicazione che sia opportuno dare come indicazione di sanità pubblica è innanzitutto di fare un uso congruo del farmaco. Il farmaco non è un confetto di nozze, è una cosa seria che va usata quando necessario e a seguito di prescrizione medica. È vero che ognuno di noi in farmacia di casa ha farmaci di vario genere, però anche questo utilizzo deve essere molto ragionato e si deve guardare al principio attivo, non all'etichetta o al brand, perché quello che conta è il principio attivo. Ormai la quasi totalità dei farmaci, la grande maggioranza dei farmaci fondamentali hanno numerose formulazioni e i medici di famiglia conoscono il principio attivo e certamente troveranno quando necessario la modalità di prescriverlo, e per il cittadino non credo ci saranno grosse difficoltà di approvvigionamento. E soprattutto immagino non fare di testa propria, no dottore? Se non si... Sì, salvo rare eccezioni in cui con una pastiglia di aspirina si può anche prendere se ci sono le condizioni, però quando si è di fronte a una malattia significativa è necessario, non solo opportuno, consultare il medico di famiglia e ricevere da lui le indicazioni sui farmaci e su altri comportamenti. Dottor Cinquetti, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, un buon lavoro naturalmente, una buona giornata, grazie. Grazie a lei, grazie a chi ci ascolta, buon anno ancora, buongiorno. Altrettanto, grazie ancora. Allora, noi ora abbiamo pronto il servizio di cui vi parlavo in apertura di telegiornale, ce l'ha mandato la nostra redazione di Padova, relativo alla richiesta di rinvio a giudizio di 8 persone nell'ambito dell'indagine sulla sanità veneta. Sentiamo quindi il servizio. Ci sono l'ex direttore generale della Sanità Veneta Domenico Mantoane e Patrizia Simonato, all'epoca direttore generale di Azienda Zero, secondo quanto anticipato dal Corriere del Veneto, tra le 8 persone di cui il PM padovano Silvia Golin ha chiesto il rinvio a giudizio nel mirino dell'indagine sulla sanità veneta riguardante gli anni 2019-2020, le gare d'appalto per l'assegnazione della ristorazione, e infatti tra gli indagati figura anche il responsabile di Serenissima Ristorazione, il colosso delle mense. 8 i faldoni raccolti per 10.000 pagine di contenuti con un massiccio uso di intercettazioni telefoniche. Una vicenda in cui entra anche l'acquisto dei tamponi rapidi antigenici durante il periodo della pandemia, al centro della querella tra l'ex direttore della microbiologia di Padova Andrea Crisanti, adesso senatore del PD, e il presidente del Veneto Luca Zaia. L'udienza davanti al GIP di Padova è stata fissata per il 1° febbraio. Ecco, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale, la cronaca ancora con in primo piano i furti nelle abitazioni, colpo nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan a San Biagio di Callalta, la moglie si è ferita cercando di mettere in fuga i malviventi. Sono andata dalle porte, quelle là che vede là, ho aperto e mi sono accorta che c'era un freddo tremendo e veniva su aria dal garage, aria dalle porte di sopra, e là ho capito che era successo, che erano entrati praticamente. Tanta paura per la signora Nerella, che ha attivato subito l'allarme e ha chiamato i carabinieri, e mentre correva per le scale è caduta e si è ferita. Il raid dei ladri alle 19:30 di martedì, quando i malviventi sono entrati per l'ennesima volta, la quinta, nell'abitazione dell'imprenditore Sergio Pavan e della moglie Nerella a Nerbon di San Biagio di Callalta. Arrivava aria da sopra e anche da sotto, che abbiamo il garage. E niente, quando sono arrivata qua, dopo sono tornata indietro e sono andata a attaccare l'allarme per farli scappare.
Avevano già creato anche una via di fuga per poter scappare, i ladri che hanno messo a soqquadro l'abitazione dei Pavan, professionisti con definite conoscenze da elettricista, tanto che hanno anche staccato le telecamere dalla centralina e sbloccato il cancello per agevolare la fuga. Stavolta però lei era in casa. È stato come un film horror, le dico la verità, come un film horror, perché dopo sono caduta qua, quando sono venuta su dopo sono caduta qua, ho sbattuto sulla porta e poi c'era sangue dappertutto. Quando sono arrivati i carabinieri si sono spaventati perché pensavano che fosse stato... Un po' di contanti e qualche oggetto di valore, il bottino dei malviventi, ma la cosa che più ha colpito la signora Nerella è stata la paura, la tensione che ha provocato poi la caduta dove si è ferita al volto. Ed è già la quinta volta che i Pavan subiscono una intrusione. L'altra volta è successo un 2 giugno che noi eravamo in montagna verso le 10 di sera, che è partito l'allarme e la mia vicina li ha visti uscire dalla finestra. E poi è successo anni fa, poi avevano rotto il vetro della cucina un'altra volta, non sono riusciti ad entrare. La casa è visibilmente protetta, ma negli anni non è servito. Nerella e suo marito Sergio sanno bene che si può fare ben poco. C'è rassegnazione, ma anche la fiducia nelle forze dell'ordine. Bravi carabinieri di San Biagio, molto umani e professionalmente eccellenti. Ecco, e proprio per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione sono stati rafforzati con il coordinamento della prefettura i servizi di controllo del territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri. Ci colleghiamo quindi in diretta con il comando di Treviso, con Daniela Sizzia assieme al comandante Turrini. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Come vedi siamo nella centrale operativa del comando dei Carabinieri di Treviso. Accanto a me, lo hai già anticipato, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Dunque l'hai detto anche tu, territorio che viene scandagliato dai Carabinieri con il supporto del 4° battaglione di Mestre per arginare quello che è il fenomeno dei furti, ma non solo, anche per garantire la sicurezza della strada, perché lo ricordiamo, la Marca è stata maglia nera per quanto riguarda le vittime della strada nel 2022. Dunque controlli straordinari, comandante, partendo anche da Farra di Soligo, che è stato uno dei luoghi maggiormente colpiti, ma non solo. Sì, sono in atto questi controlli nell'ultimo periodo, che sicuramente è un periodo particolare dove registriamo in alcune zone appunto una recrudescenza di questo tipo di reati, e quindi cerchiamo di fornire una risposta sia dal punto di vista preventivo, quindi implementando anche quelle che sono le pattuglie presenti sul territorio delle nostre stazioni e quindi del reticolo territoriale che abbiamo in tutta la provincia, anche con innesti e collaborazioni da parte di questi importanti supporti che ci possono dare appunto i carabinieri dell'organizzazione speciale, in particolare i carabinieri del battaglione Mestre. Ecco, come vengono effettuati questi controlli straordinari? Ma è chiaro che la finalità è quella del pattugliamento, della presenza sulla strada, proprio per scoraggiare ovviamente le incursioni da parte di questi malintenzionati. Quindi da un lato ovviamente cercare di operare in prevenzione, cercare anche di dare quella rassicurazione che serve in questi casi rispetto ai cittadini, che ovviamente nel vedere ovviamente le divise, nel vedere i lampeggianti delle nostre macchine, ecco, nelle loro strade, possono avere anche, ecco, una forma di rassicurazione. Tutto questo poi deve portare anche ad un'attività di contrasto per riuscire poi a identificare ovviamente questi soggetti e assicurarli alla giustizia. Questo è un lavoro che svolgiamo ovviamente di concerto e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ecco comandante, si è partiti da Farra, diciamo che la zona è stata maggiormente colpita nell'ultimo periodo, però come detto prima il battaglione sarà anche spostato in altre zone della provincia, come ad esempio la Pedemontana.
Ma sì, sono componenti che, ripeto, hanno la possibilità di intervenire in tempi rapidi nelle zone che noi individuiamo essere appunto maggiormente colpite. Quindi è uno strumento ormai utilizzato, l'abbiamo utilizzato in passato, lo utilizzeremo in questi giorni e anche in futuro qualora appunto si presentassero delle esigenze particolari. Si lavora in maniera sinergica con queste componenti speciali accanto all'arma territoriale che funge un po' anche da conoscitore d'area, no? È chiaro che poi diciamo la direzione di questi servizi viene fatta proprio dalle nostre componenti territoriali, quindi i nostri comandanti di stazione, comandanti di compagnia che conoscono il territorio e quindi sanno anche come dislocare queste forze nel modo migliore, anche sulla scorta poi ovviamente degli episodi che si verificano. Comandante, più volte abbiamo dato i consigli ai cittadini, insomma si sente di dare qualche altro consiglio per cercare di stare maggiormente attenti? Ma i consigli sono quelli di prestare massima attenzione nel momento in cui ovviamente ci si allontana dalla propria abitazione o anche magari quando si è all'interno, quindi che nel momento in cui si ha un sistema d'allarme, questo sistema d'allarme sia sempre inserito, le porte siano chiuse. Ecco, c'è la possibilità di collegare questi sistemi d'allarme col nostro 112, qui ci troviamo appunto nella nostra centrale operativa e quindi poter avere un collegamento diretto in maniera assolutamente gratuita e quindi per i cittadini c'è questa opportunità. E poi ovviamente segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto. Devo dire che da questo punto di vista la collaborazione che stiamo avendo dai cittadini trevigiani in tutta la provincia, io sento i miei colleghi, abbiamo un osservatorio privilegiato, sento i miei colleghi di tutta la provincia, ecco, questa collaborazione dei cittadini c'è, le segnalazioni arrivano, è importante che queste segnalazioni arrivino a noi, ecco, in tempo reale, il prima possibile per poter intervenire appunto rapidamente. Ecco, comandante, un'ultima domanda. Il procuratore capo Martani aveva lanciato un po' l'appello ai cittadini, proprio in virtù della riforma Cartabia, di denunciare immediatamente i furti. Un appello che vi sentite di lanciare anche voi? Sì, non posso che condividere ovviamente le considerazioni che ha fatto il procuratore Martani. Sappiamo che con l'introduzione della nuova riforma ci sono alcuni reati per cui per procedere è necessaria appunto la querela, ma è chiaro che vale il discorso fatto prima, ogni segnalazione e anche la denuncia in primis è per noi indispensabile perché è quel punto di partenza che poi ci consente di sviluppare le indagini, quindi maggiori elementi abbiamo, ecco, meglio è. Quindi una denuncia tempestiva, oltre che, ripeto, per molti reati è diventata una condizione per poter procedere, ma è anche una condizione per la polizia giudiziaria proprio per avere il maggior numero di informazioni e quindi riuscire poi a svolgere la nostra attività sotto la direzione della Procura. Comandante, la ringrazio. Marta, se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea. Un'ultima domanda, Daniela, volevo fare al comandante Turrini relativamente proprio all'allarme sociale che questi reati di tipo predatorio provocano nella popolazione, che talvolta potrebbero anche portare magari a delle reazioni singole, no, dei cittadini che talvolta potrebbero anche essere pericolose per loro stessi. Abbiamo avuto insomma dei casi anche in provincia di Treviso in questo senso. Che cosa si sente di dire quindi? Sì, assolutamente la reazione, ogni forma di reazione, ripeto, è pur dettata dal momento di shock e anche da inevitabilmente, istintivamente la volontà di reagire di fronte a questi malfattori che appunto invadono la nostra sfera più privata, che è quella appunto delle nostre abitazioni. Ecco, non bisogna reagire, ovviamente chiamare subito le forze dell'ordine, noi sentiamo questo onere, abbiamo questo onere, lo facciamo, svolgiamo quotidianamente questo servizio in favore dei cittadini, quindi è il nostro compito, è la nostra attività e quindi ecco, in uno slogan possiamo aiutarvi, questo è un po' lo slogan che diamo come arma dei carabinieri e quindi ripeto, spetta a noi poi svolgere questa attività tesa e finalizzata al rintraccio, all'individuazione di questi malfattori.
Grazie, allora grazie. Bene Marta, se non hai altre domande ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizzia e al comandante Marco Turini per questo collegamento. Buon lavoro, grazie e buona giornata. Noi ora continuiamo a parlare di sicurezza e andiamo a Padova. Fatemi sapere dalla regia se è pronto il collegamento con la collega Chiara Gaiani che dovrebbe essere, ecco, ora la vedo nel monito del preview da Padova in una zona particolarmente diciamo calda della città, nella quale c'è stato anche un accoltellamento nei giorni scorsi. Ora verrà potenziata in zona la videosorveglianza. Chiara, buongiorno intanto. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Non so se entra anche nella conversazione questo rumore, è scattato un allarme in zona, stiamo cercando poi di capire insomma che cosa sta accadendo, ma sembra proprio l'allarme infatti di un edificio che per fortuna è anche stato spento. E dove ci troviamo? Ci troviamo in via Roma, all'altezza da una parte il porticato della Chiesa dei Servi, dall'altra Galleria Tito Livio. Qui nella notte tra sabato e domenica c'è stato un accoltellamento. Questa è una zona particolare, una delle zone pedonali più vecchie di Padova come zona pedonale questa, ed è la strada di collegamento principe da Prato della Valle a Piazza Duomo, strada che viene usata ovviamente da turisti, dei padovani, ma nelle serate del fine settimana anche da questi gruppi molto numerosi di ragazzi che si danno appuntamento in Prato della Valle o in Piazza Duomo e spesso anche abusano di alcol. Tanti testimoni insomma ci hanno raccontato di vederli passare con delle birre. Sabato c'è stato un episodio davvero molto grave perché la lite è finita con un accoltellamento con due persone che sono rivolte al pronto soccorso, un ragazzo tunisino di 16 anni e un ragazzo di 23, tanto che questo è stato oggetto del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico che si è riunito in prefettura. Con noi c'è Etta Andreella, che ringrazio, che è presidente della Commissione Qualità della Vita e Sicurezza del Comune di Padova. Perché? Perché il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ha preso un primo provvedimento, quello di installare una telecamera proprio in questa zona dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto, e poi quello di potenziare il passaggio di forze dell'ordine proprio in questa zona. Provvedimenti che potranno avere un'utilità, ma forse che non bastano, Etta Andreella. No, certo, saranno utilissimi. Il lavoro delle forze dell'ordine è sicuramente un lavoro fatto molto bene, con grande serietà, ma noi dobbiamo farci delle domande su questi giovani, che sono giovani di seconda, addirittura di terza generazione, quindi sono giovani nati qui e che hanno frequentato le nostre scuole e che a un certo punto esprimono questa rabbia nei nostri confronti, nei confronti della nostra società, organizzando anche molto spesso queste risse, perché l'abbiamo visto ultimamente, e questo diventa un problema che noi dobbiamo affrontare dal punto di vista sociale ed economico, visto che le forze dell'ordine fanno già il loro lavoro. Quindi non solo repressione, ma anche proprio un intervento per capire da dove ha origine questo fenomeno. Tra l'altro vi raccontiamo che in questa zona il sabato pomeriggio è davvero un pullulare di adolescenti, ci sono una serie di negozi che piacciono a loro, è un momento di ritrovo, questa è una zona molto viva della città. Ma non durante la notte. No, certo, assolutamente. Sabato pomeriggio non si può camminare qui, da quanta gente c'è e soprattutto quanti giovani ci sono. Poi improvvisamente nella tarda serata questa zona si desertifica e diventa inevitabilmente, là dove non c'è passaggio, non c'è vita, inevitabilmente diventa una zona in cui diciamo si possono fare le cose che pubblicamente non si possono fare. Io non voglio chiamare delinquenti questi ragazzi, perché proprio non me la sento di chiamarli tali. Sono ragazzi con i quali noi dobbiamo aprire un confronto, e probabilmente ragazzi che avrebbero bisogno di essere sostenuti di più, e noi questo lavoro dobbiamo fare. Ecco Marta, non so se hai altre domande. No, io penso che sia stato detto tutto su questo tema, Chiara, e ti ringrazio per il collegamento. Una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie a voi, ringrazio Etta Andrella e Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Padova restituisco la linea allora. Grazie. Noi abbiamo ora un'altra notizia di cronaca che ci arriva ancora da Treviso ed è relativa a una persona che è stata fermata dalla polizia mentre spaccava i finestrini delle auto nel parcheggio adiacente all'aeroporto Canova di Treviso. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura appunto sono intervenuti in base ad una segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto. Arrivati sul posto hanno sentito il botto riconducibile alla rottura di un vetro. Alzando lo sguardo hanno quindi notato un uomo con in mano un grosso oggetto contundente. Alla vista degli agenti l'uomo tentava la fuga ma veniva immediatamente raggiunto e immobilizzato. Con un minuzioso sopralluogo nel parcheggio gli agenti hanno verificato che l'uomo, un giovane di 20 anni con pregiudizi di polizia, aveva già spaccato i finestrini di altre 3 autovetture rubando all'interno alcuni bagagli che aveva poi nascosto dietro la siepe. Nell'immediato i poliziotti sono riusciti a prendere contatti con solo uno tra i proprietari delle autovetture che si trovava all'estero per lavoro e che manifestava l'intenzione di formalizzare quanto prima la querela, senza la quale peraltro, e lo ricordiamo ancora una volta, ne parlavamo prima anche con il comandante dei Carabinieri, non sarebbe possibile denunciare l'uomo in base alle nuove disposizioni della riforma Cartabia. Per gli altri 2 episodi di furto e danneggiamento aggravato sarà possibile denunciare il giovane ventenne solo qualora i proprietari formalizzeranno la volontà di procedere penalmente. Quindi ricordiamo insomma che è davvero fondamentale ora, per chiunque dovesse subire episodi di questo tipo, formalizzare la denuncia e la querela, proprio perché altrimenti non è possibile procedere. Noi ora cambiamo argomento, andiamo in montagna per parlare di mutamenti climatici. La tragedia della Marmolada ha drammaticamente dimostrato quelli che sono i cambiamenti climatici, effetti che gli scienziati continuano a studiare. Una ricerca condotta dall'Università di Padova ha dimostrato come la durata del manto nevoso sulle Alpi si sia ridotta di 1 mese, pensate, negli ultimi 600 anni. 36 giorni in meno al suolo rispetto a 100 anni fa, con un'accelerazione mai vista per secoli. Mai così poca neve sulle Alpi, certifica lo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova e del CNR di Bologna, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change. Un raffronto sulla permanenza del manto nevoso a ritroso di 6 secoli, neve così necessaria alla vita di uomini e animali, pensiamo solo alla necessità d'acqua dei campi durante l'estate, reso possibile grazie allo studio di un piccolo arbusto, il ginepro, spiega al telefono dal laboratorio di Santo Stefano di Cadore Marco Carrer, coordinatore della ricerca. Noi disponibilità di dati meteorologici misurati è di poche decine d'anni. Per estenderla a ritroso nel tempo abbiamo fatto ricorso a questo arbusto che penso che tutti conosciamo, insomma il ginepro comune. Quando è in quota lui cresce molto basso sul suolo, quindi prostrato si dice, proprio alto pochi decimetri, e cosa succede? Che appena c'è un po' di neve lui rimane sotto la copertura nevosa e comincia a riprendere l'attività vegetativa, a crescere la stagione successiva quando emerge dalla neve. E in questo modo, se il periodo è breve, la sua stagione vegetativa di permanenza della neve, la sua stagione vegetativa si allunga e viceversa. E questo lo registra negli anelli. La tecnica usata si chiama dendrocronologia, l'esame degli anelli degli alberi, e mai era stato applicato a un arbusto con un fusto di pochi centimetri come il ginepro, uno studio che rappresenta un'ulteriore conferma di quanto i cambiamenti climatici siano una realtà. A meno di eventi particolari che magari potranno anche capitare, potranno interessare 1 anno o 2 eventualmente, cioè magari il prossimo anno può essere anche molto nevoso,
ma questo non è che diciamo, incide sulla tendenza di medio-lungo periodo. Verosimilmente andremo sempre avanti se le condizioni veramente non cambiano, ma sono processi molto lunghi, verso una riduzione da una parte della neve, da aumento delle temperature. Se le temperature aumentano la neve si scioglierà, si fonderà più precocemente. Il disastro della Marmolada, per i periti della Procura di Trento l'evento non era prevedibile e l'inchiesta va verso l'archiviazione. Il disastro che lo scorso 3 luglio causò la morte di 11 alpinisti sulla Marmolada non era prevedibile. A 6 mesi dall'evento è stato reso noto l'esito della perizia eseguita dai professori Carlo Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e Alberto Bellin della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento, con il contributo di altri 3 docenti universitari e di un ricercatore del CNR incaricati dalla Procura di Trento di studiare l'evento per capire se questo poteva essere evitato. Le anticipazioni nell'edizione di oggi del Corriere del Trentino. Sulla base delle conoscenze disponibili l'evento non era prevedibile e non è stato possibile identificare elementi che potessero, qualora osservati nei giorni precedenti, suggerire un alto rischio di crollo imminente, scrivono i periti, che hanno effettuato un'analisi approfondita sul clima di quei giorni e sulla consistenza del ghiacciaio. Per gli esperti, le temperature elevate registrate da metà giugno hanno indotto un'intensa fusione superficiale della neve residua, del nevato e del ghiaccio, comportando la riduzione di circa 7 cm al giorno del ghiacciaio della Marmolada. Nella perizia si sottolinea come il ghiacciaio in soli 10 anni avrebbe perso oltre 5 metri di spessore medio e oltre 7,7 milioni di metri cubi di ghiaccio, dimezzando la sua estensione in poco più di 30 anni. Secondo gli esperti, a provocare il distacco del Seracco fu un insieme di fattori, dallo scioglimento della neve di superficie alla formazione di torrenti epiglaciali che hanno contribuito alla disgregazione del ghiaccio. La Procura di Trento, sulla base delle risultanze della perizia, ha perciò annunciato la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sul disastro. Perplessità tra i familiari delle vittime del disastro. La famiglia di Davide Miotti, una delle vittime appunto della tragedia dello scorso luglio sulla Marmolada, chiede che la perizia che definisce imprevedibile quanto accaduto venga studiata per essere confermata o eventualmente confutata. Ed il fratello Luca si dice deluso e perplesso. Sentiamo. La famiglia di Davide Miotti, uno degli alpinisti morti nel disastro della Marmolada, lancia un appello alla scienza e agli addetti ai lavori, chiedendo che la perizia dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Trento venga studiata per confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità del catastrofico evento del 3 luglio dell'anno scorso. La richiesta è contenuta in una nota diffusa da Luca Miotti, fratello dell'alpinista di Cittadella, travolto assieme alla moglie Erika Campagnaro dal Seracco, che ha ucciso altre 9 persone. Dalle conclusioni dell'indagine della Procura emerge la non prevedibilità dell'evento del 3 luglio sulla Marmolada, in cui è deceduto mio fratello Davide, la moglie Erika e altri 9 escursionisti, spiega la nota. Comprensibilmente una simile conclusione mi lascia perplesso e deluso. Non mi rimane che fare appello, continua Miotti, agli scienziati e studiosi del settore di studiare gli accertamenti dei consulenti tecnici della Procura al fine di confermare o eventualmente confutare l'imprevedibilità dell'evento. Davide ed Erika avevano una grande passione per la montagna e gestivano assieme a Tezze sul Brenta il negozio Su e Giù Sport, specializzato proprio in attrezzature sportive per vivere la montagna e le sue grandi emozioni. E torniamo sull'altra tragedia, quella che ha visto la morte della giovane maestra di sci veneziana travolta da una valanga durante un'escursione a Cortina. Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana travolta da una valanga di neve durante un'escursione con gli sci sopra Cortina, assieme all'ingegnere mestrino Piero Pacagnella che aveva lanciato l'allarme. Le condizioni di Giulia erano apparse subito molto gravi, ricoverata a Treviso e espirata nella notte ad appena 34 anni. A Venezia, dove era nata e cresciuta, la notizia si è diffusa nelle prime ore della mattina, suscitando un profondo cordoglio tra i tanti che l'hanno conosciuta, come il manager Jacopo Luxardi. Noi ci siamo conosciuti al liceo, al Benedetti, che abbiamo frequentato pur in classi diverse e dove abbiamo avuto anche occasione di fare delle gite insieme, quindi abbiamo tanti amici in comune ancora.
È un'amicizia che poi è proseguita anche durante l'università? Sì, è stata veramente un'amica importante per me in quel periodo, infatti tutto il nostro gruppo adesso è molto molto scosso per questa cosa e che ci ha presi veramente di sorpresa. Durante gli anni universitari a Ca' Foscari, Giulia aveva conosciuto Monica Sambo, avvocato e consigliere comunale, che ha espresso cordoglio tramite la sua pagina Facebook. Avevo conosciuto Giulia alcuni anni fa, era una ragazza solare, appassionata dello sci e della montagna e molto amata da amiche e amici, e per questo ho voluto esprimere alla famiglia e a tanti amici e a tante amiche soprattutto che aveva il cordoglio e le condoglianze per questa tragica perdita. La passione per lo sci aveva portato Giulia a Cortina d'Ampezzo, in quella che era diventata la sua seconda casa, tra le montagne che conosceva palmo a palmo. Era lei che ci aiutava a organizzare le gite, tutti insieme, le uscite sulla neve, e lei sostanzialmente era proiettata lì, ha sempre avuto questa passione fortissima che anzi la aiutava anche nello studio con un ottimismo, una carica che la rendeva veramente unica. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista o che ricordo le viene in mente per primo? Proprio oggi, in occasione di questa disgrazia, ho rivisto l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati, che era "vediamoci presto". E alla scuola di sci Cortina ed in tutto l'ambiente sportivo invernale bellunese Giulia Ramelli era molto conosciuta. Sentiamo il ricordo del suo istruttore al corso per maestri di sci, Maurizio Sommariva. Sono ancora sconvolto, sinceramente è una cosa pazzesca, perché averla cresciuta sciisticamente parlando con la nostra scuola estiva in Marmolada, con Osvaldo Alberti, il famoso Dallas, che è stato il suo vero maestro, ma era comunque nel nostro staff. Quando ho saputo della notizia sono rimasto veramente sconvolto. Parla con un filo di voce Maurizio Sommariva, allenatore, istruttore di sci alpino e maestro di sci. Un dolore immenso il suo e quello di tutti i colleghi per la perdita di Giulia Ramelli, allieva ieri, maestra di sci oggi. Questo ricordo di questa passione enorme, della sua dolcezza e proprio questo, i suoi genitori che la portavano continuamente a sciare per farle svolgere questa passione che aveva. Nulla poteva fermare Giulia, neppure i trasferimenti faticosi da Venezia. Appena poteva i genitori la portavano su a prepararsi ad allenarsi, racconta Maurizio Sommariva, che ha seguito Giulia Ramelli nella preparazione tecnica per il conseguimento dell'attestato di maestra di sci. Aveva coronato il suo sogno e ieri il destino beffardo glielo ha strappato assieme alla vita. Erano circa le 16 quando nell'area vicino alle Cinque Torri e alla Verau, sotto il rifugio Nuvolà, una slavina con un fronte di 100 metri e un'altezza di una cinquantina si è staccata travolgendo la 34enne scomparsa dalla vista del compagno Piero Paccagnella, 50 anni, da 20 direttore d'esercizio delle funivie Tofana Marmolada, che ha fatto scattare i soccorsi. Sono secondo me fatalità alle quali purtroppo chi ha questa grandissima passione va incontro, insomma. Non mi sento neanche di condannarli, perché fa parte appunto della passione della montagna, dello sci, e in queste giornate il grado 3 è comunque elevato, ma io sono per la fatalità, nel senso che anche un grado 2 non ti mette comunque a riparo da eventi del genere. Ecco, ora cambiamo argomento, torniamo a parlare di sanità con quella che è stata ormai definita emergenza farmaci. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio per essere con noi, la dottoressa Maria Zago, farmacista e membro del direttivo del Sindacato Nazionale Farmacie Unite. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, è una vera e propria allerta quella che viene lanciata, no, in questi giorni, e che sta vedendo molte famiglie, molte persone alle prese peraltro con
l'influenza particolarmente virulenta quest'anno e con gli strascichi del Covid, con la difficoltà di reperire determinati farmaci. Che cosa sta succedendo, dottoressa Zago? In questo momento stiamo vivendo quindi una carenza di farmaci che anche con i colleghi non ricordiamo appunto aver avuto mai dei precedenti simili. Ovviamente ci sono delle cause che insieme concorrono a fare in modo che ci siano tutti questi mancanti, quindi a partire dalla pandemia che ha fatto sì che ci fosse un rallentamento quindi nella produzione quindi delle materie prime, degli imballaggi, fino alla crisi energetica, quella dei trasporti, ma soprattutto quest'inverno c'è stata proprio un'esplosione di domanda dovuta proprio a questa aggressiva influenza che non vedevamo dalla stagione invernale 2017-2018. Quindi tutte queste cause fanno sì che ci siano più di 3.000 referenze che siano carenti quindi nel ciclo distributivo. Ecco, dottoressa Zago, quali sono i farmaci che sono più difficili da reperire? Si è molto parlato soprattutto di medicinali destinati ai bambini, ma non solo. Allora, i farmaci sono appunto più di 3.000 referenze, 3.200 mi sembra l'ultimo aggiornamento AIFA, quindi sono moltissimi. Ovviamente tra quelli più importanti sono quelli di uso comune, quindi a base di ibuprofene, paracetamolo, e moltissimi legati quindi alla patologia influenzale, quindi tutto ciò che viene utilizzato per il respiratorio, che sono tutti quanti estremamente difficili da reperire. E se alcuni non ci sono, magari sono disponibili generici, altrimenti arrivano con il contagocce in farmacia. Ecco, quindi a fronte di questa situazione che cosa si può fare secondo voi? No, Farmacie Unite ha scritto anche al governo e all'AIFA proprio per far presente questa situazione di difficoltà che si sta vivendo. Allora sì, il dottor Giacomazzi, che è il segretario di Farmacie Unite, ha fatto una proposta estremamente interessante, che sarebbe quello di inserire un alert nel gestionale dei medici di famiglia. Questa è una proposta che vede soprattutto serve a venire incontro alle esigenze dei pazienti ed è molto importante perché il medico di famiglia vedrebbe fin dal principio la carenza di un eventuale farmaco, di un eventuale principio attivo e fin da subito avrebbe la possibilità di prescrivere quindi un'alternativa, evitando così al paziente di recarsi in farmacia con una prescrizione di un farmaco che non riesce a trovare e quindi magari lo andrebbe a cercare o in altre farmacie o addirittura se no dovrebbe ricontattare il medico di famiglia per farsi prescrivere qualcos'altro. Ecco, quindi diciamo un alert che potrebbe già, come dire, mettere proprio sull'allerta il medico stesso e far sì che prescriva un farmaco alternativo, insomma, a quello che in questo momento è introvabile. È una cosa che in questo momento già voi state facendo, diciamo, di fatto nelle farmacie, magari proponendo il principio generico, non lo so. Sì, esatto. Nelle farmacie intanto noi abbiamo già questi avvisi che appunto nel momento in cui inviamo sempre gli ordini, e questo avviene 2 o 3 volte al giorno, praticamente a noi stessi arriva un alert dicendo che quei prodotti non arrivano. Ogni farmacia ha almeno 3-4 vie di approvvigionamento dei farmaci per i quali noi tutto il giorno cerchiamo appunto di reperire questi farmaci per appunto i pazienti. In più vorrei ricordare che è sempre molto importante per i pazienti intanto non farsi prendere dal panico, quindi avere un po' di pazienza, anzi, ma avere fiducia nel proprio farmacista che ha le competenze e la professionalità per riuscire a suggerire o nel caso quindi di un farmaco che possiede quindi degli analoghi che fanno parte dello stesso gruppo di equivalenza, quindi un generico, un equivalente che possa comunque sopperire alla sua necessità terapeutica. Nel caso di farmaci da banco, magari se non è presente quello che lui richiede,
comunque chiedere al farmacista se c'è comunque un'alternativa, quindi sempre per venire incontro alle sue esigenze, e questo è possibile farlo e c'è, quindi in qualche modo il paziente può essere accontentato. Ecco, ma è vero che c'è così tanta riluttanza nelle persone nel accettare i farmaci alternativi, insomma i farmaci generici col principio generico, abbandonando magari quello di marca che si conosce e che si utilizza da anni? Sì, penso che sia un po' un retaggio legato magari a un po' di disinformazione, perché il farmaco generico è un farmaco equivalente che noi possiamo sostituire in virtù del fatto che appunto sono l'uno l'equivalente dell'altro, altrimenti non lo potremmo nemmeno fare. Se ci sono però magari delle evidenze medicali per i quali appunto il paziente non può prendere il generico perché magari nel generico è contenuto un eccipiente che ricordo essere le materie prime, diciamo, che servono per creare una massa critica per creare la compressa, la bustina, quello che è, allora in quel caso là il medico stesso indica che gli venga consegnato al paziente solo l'originale. In alternativa, se no, i pazienti possono sempre scegliere se prendere l'uno o l'altro. Ecco, dottoressa, quanto diceva prima sottolinea anche quanto sia importante e quanto sia anche cambiato, no, negli ultimi ormai quasi 3 anni il ruolo del farmacista, il lavoro del farmacista, no? Perché ricordiamo insomma il vostro grande impegno che c'è stato con il Covid, quindi per i tamponi, per le vaccinazioni in farmacia, per quel supporto magari di front office che alla fine il farmacista è diventato, no? per tante persone che magari proprio a causa della pandemia e delle difficoltà di mettersi in contatto magari con il medico di famiglia si rivolgono a voi, si rivolgono al farmacista. Sì, per noi è un motivo di grande orgoglio e fa parte del nostro lavoro, quindi noi lo facciamo con estremo piacere. I farmacisti sono presenti sul territorio 7 giorni su 7 e H24 e sono sempre disponibili a informare e a orientare il paziente, questo sempre. Dottoressa, un'ultima domanda ed è collegata a quanto sta accadendo purtroppo anche a tanti rappresentanti del personale sanitario, ospedaliero e non solo, questo diciamo nervosismo da parte di pazienti che alle volte sfocia anche in violenza vera e propria, un fenomeno che fino a qualche tempo fa insomma era veramente raro e ristretto a pochissimi casi, ma che ora sta cominciando davvero a preoccupare, tant'è che ne sta parlando il Ministero dell'Interno con le prefetture per fare degli accordi in maniera tale da intervenire tempestivamente qualora dovessero verificarsi episodi di questo tipo. Sta accadendo questo fenomeno, diciamo, anche a voi nelle farmacie? Allora, noi momentaneamente non abbiamo osservato appunto episodi di violenza, assolutamente no, e ovviamente nelle farmacie entrano tante persone, di conseguenza adesso che questo argomento è un argomento abbastanza diffuso, se ne parla parecchio, devo dire che i pazienti sono abbastanza comprensivi, anche se non trovano subito il farmaco di cui hanno bisogno. E ovviamente entrano tante persone, quindi ci sono anche tante reazioni, tanti casi, magari la persona che si innervosisce c'è sempre perché magari giustamente magari è preoccupata e ha necessità di avere quel farmaco e quindi sfoga magari la sua frustrazione con il farmacista che è a banco, ma niente che non riusciamo a gestire visto che siamo abituati ad avere contatti con il pubblico. Ecco, fortunatamente, quindi insomma si stanno dimostrando comprensivi. Dottoressa Zago, io la ringrazio davvero per essere stata con noi, le auguro una buona giornata e naturalmente un buon lavoro. Grazie mille per l'invito. Grazie a lei ancora.
Noi ora cambiamo argomento, parliamo di cultura e di arte andando a Belluno, perché abbiamo in collegamento il collega Fabio Fioravanzi per parlare di una mostra davvero che sta incontrando il favore del pubblico a Belluno, quella dedicata a Dino Buzzati. Belluno. Grazie per la linea, benvenuti a Palazzo Fulcis, siamo nel cuore di Belluno, a 2 passi da Piazza dei Martiri, è la sede del museo. Siamo con Raffaella Damiano, che è l'assessore alla cultura di Belluno, che è di fronte a che cosa? Ce lo spieghi lei, assessore? Ma sono di fronte a delle opere fatte da Dino Buzzati, il nostro illustre figlio, nel 1945, che hanno dato l'inizio a una produzione artistica molto importante, che questa mostra, insieme alle opere di Mattotti, intende rappresentare. Sono dipinti che rappresentano una delle fiabe più importanti, più famose di Dino Buzzati, la famosa invasione degli orsi in Sicilia. Chiedo scusa, perché mi sembra che tra queste opere, sto guardando, ecco, qui per esempio vediamo un orso abbastanza più leggibile rispetto ad altri che sono magari più piccolini. Qui proprio salta in evidenza un orso re. Anche altrove si vedono, ma sono un po' più piccoli. Qui è giusto per fare vedere, anche perché è un po' il tema che poi Mattotti riprende. Sì, ma in realtà hanno una notevole valenza artistica e anche, se vogliamo, educativa, perché tanti sono i temi trattati in questa fiaba che risale agli anni 40 dello scorso secolo, e che poi sono stati ripresi dal disegnatore attuale Lorenzo Mattotti. Allora, ci portiamo verso Mattotti, perché certo. questa mostra, di cui poi ci diranno anche il buon risultato nelle presenze nel museo. Faremo un po' dannare Stefano, che ci riprende, noi passeggeremo nella mostra, perché appunto lega Buzzati, lei stava citando Mattotti, cerchiamo di spiegarne il motivo percorrendo un po' la mostra. Certo, questa è una mostra che vuole dare la misura della capacità artistica poliedrica di Dino Buzzati, ma allo stesso tempo in un filo conduttore comune nei confronti dell'attualità, perché Lorenzo Mattotti in alcuni anni ha elaborato questi disegni, vediamo le opere finite ma anche gli schizzi, ecco, che sono poi servite per confezionare nel 2019, dopo circa 6 anni di lavoro, un film che è stato presentato con successo al Festival internazionale del cinema di Cannes nel 2019. Quindi per la città di Belluno è un onore avere questa mostra, che rappresenta un po' un filo conduttore tra la produzione di Dino Buzzati nel 1945, che poi sono apparse su un giornale per i più piccoli, e l'opera di Lorenzo Mattotti, che noi possiamo ammirare qui. Quindi c'è un filo conduttore ideale tra il passato e il recente, che poi ha avuto questa elaborazione finale in questo bellissimo film, che ha appunto una finalità alta, nobile ed educativa. E tra l'altro mostra, dicevamo, con dei buoni risultati di pubblico. Ma direi proprio di sì, perché è stata inaugurata il 18 di dicembre e da allora fino ad oggi abbiamo avuto qualcosa come 736 visitatori in 3 sole settimane. Per una città bella ma piccola come Belluno è un risultato di tutto rilievo, e tra l'altro poi in questo verranno investite anche le scuole. Bello della diretta, lo diceva Gianni Minà tanto tempo fa, Stefano ha trovato uno scalino, non se l'aspettava, l'aveva visto prima ma non ci ha fatto caso. Quindi non preoccupare. Stefano, stai bene, vero? Non c'è problema. Tra l'altro parlavamo degli ospiti, chi viene a visitare la mostra. Devo dire che non è combinato, è vero? Assolutamente. Però è bello questo. Certo, assolutamente sì. Anche perché c'è il suo predecessore che sta portando le persone a vederla. Certo. Allora io ne vorrei approfittare, visto che abbiamo appunto Marco Perale, che il Predamiano. No, è bello vedere che lei appunto viene a vedere la mostra che avete pensato durante la giunta precedente a quella attualmente in essere. La cultura è una cosa, la politica è Infatti un'altra. io dico, non dovrebbero esserci i colori nella cultura, ci mancherebbe. I colori sono solo quelli dei disegni. Molti colori molto interessanti. È una mostra. Chiedo scusa, Marco Perale, per dirlo ai nostri amici che ci guardano a casa. E io sono qua come presidente dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati, quindi è con questa associazione che esiste dall'88, che abbiamo ideato un programma per il 50° della morte di Buzzati, che si concluderà proprio a fine gennaio, il 28 di questo mese,
che è durato un anno e che abbiamo riportato Buzzati dal Sud America all'Asia, 5-6 delle capitali europee, da Varsavia a Parigi, a Dublino, a Ankara, a Skopje. Buzzati è amato e ricercato ancora in questo momento in tutta Europa, in tutta Italia e in tutto il mondo. Era opportuno che anche Belluno, che era la sua patria d'origine, avesse uno spazio, e proprio per questo c'è stata prima una mostra sui disegni e i quadri di Buzzati, e con molti dei suoi libri, con le dediche, le prime edizioni, e adesso c'è questo Buzzati dopo Buzzati. Tra l'altro Buzzati, ricordiamo che a Belluno c'è sempre la villa di Buzzati, ricordiamolo, dove lui ha abitato, dove è vissuto, credo, non so se sia dove è nato anche, dove è nato, e a breve, di fronte al Fulcis, ci sarà una Buzzati novità. Sì, questa è un'idea che è emersa dall'Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre, ne abbiamo parlato, l'amministrazione attuale ha sposato questa idea molto bella, molto prestigiosa. Ma deve dirla perché non lo sanno loro. Sì, adesso ci stavo arrivando, ma volevo far capire agli spettatori qual era il senso. Praticamente l'amministrazione ha già formalizzato con una delibera di giunta l'intenzione di intitolare il teatro comunale attuale proprio a Dino Buzzati, a uno dei suoi figli più illustri. Quindi c'è una sorta di dialogo immaginario tra l'attuale museo, dove c'è esposta questa bellissima mostra, e il teatro che verrà appunto a breve intitolato a Dino Buzzati. Che poi devo dire, mentre faccio degli esempi calcistici, spero di non offendere nessuno, trasformare San Siro in Meazza mi faceva un po' affetto. San Paolo Maradona, dico, è un santo, per carità, con tutto il rispetto di Meazza, però qui era solo comunale, francamente devo dire che togliere comunale e mettere Buzzati mi sembra, anzi, sia più bello, o no? Sì, e Buzzati merita questo non solo per la sua fama e spessore, caratura europea di scrittore e di pittore, ma ha scritto 14 testi teatrali, tra cui un caso clinico che è stato addirittura rimesso in scena in Francia con un testo rielaborato. Ce lo ricordava l'assessore l'altro giorno quando parlavamo del teatro, del fatto che Buzzati ha tante versioni. Raccontiamolo, cosa ha fatto Buzzati, quali sono le sue... non basterebbe una diretta. Giornalista, posso dirlo? Certo, scrittore, artista a 360 gradi, fumettista come abbiamo visto qui. Commediografo? Sì, commediografo, guarda, ne ha fatte di tutte, ed era quindi giusto da parte dell'amministrazione raccogliere questo stimolo intellettuale e intitolare il teatro già sociale, oggi comunale, appunto a Dino Buzzati. Allora, facciamo che siamo i suoi ospiti oggi. Cosa lei dice, incominciando a raccontare la mostra, a queste persone che oggi sono venute a vederla? Ripeto, davvero un caro, ma è anche bello però che è successo. Il bello della diretta. Lui cade dagli scalini e arriva il predecessore. Come dicevamo, Buzzati vive dopo Buzzati, quindi il grande... Adesso sta parlando, noi siamo i suoi ospiti, tra virgolette, quindi faccia il... Muore appunto nel 72, ma il suo messaggio letterario e il suo lascito, anche in questo caso pittorico, continuano. Nel 19 il grande fumettista, artista Lorenzo Mattotti riesce finalmente a portare a termine un lavoro che lui ha elaborato per 6 anni, ma per intendersi, Dino Buzzati negli anni 60 aveva detto no alla Disney che voleva i diritti degli Orsi in Sicilia. Alla fine invece l'operazione va in porto nel 16-17 e Mattotti ci lavora 6 anni, alla fine producendo qualcosa che è un riportare in vita Buzzati o continuare quello che di fatto non era mai smesso e a cui lui dà nuova vita. Parlando di marketing, era meglio se faceva Disney? Come marketing forse sì, come livello culturale. Vi siete persi la faccia di Damiano, perché? No, sono cose diverse. Certamente dal punto di vista del messaggio, diciamo, commerciale in senso lato sarebbe stato molto producente, però credo che Buzzati abbia manifestato un diniego sensato al riguardo, insomma. Ma comunque abbiamo avuto una produzione attuale molto bella e che ha avuto grande risalto non solo in Italia ma anche nel mondo, in particolar modo in Francia, dove il film è stato prodotto. E per intendersi, Gli Orsi in Sicilia di Buzzati, usciti nel dicembre del 45, la prima traduzione estera completa, quindi compresi i disegni, compreso il testo, è proprio quella inglese che viene pubblicata nel 47 negli Stati Uniti, quindi era già sbarcato negli Stati Uniti. Il suo rapporto con la Disney era voglio controllare io, e quindi ci saranno una serie di... riuscirà a fare film ancora mentre è in vita con Ermanno Olmi, farà un progetto con Fellini, uscirà
il fischio al naso di Tognazzi, proprio partito da un caso clinico che avrà come aiuto regista Marco Ferreri. Quindi ci sono una serie di personaggi del grande cinema che si avvicinano a Buzzati, ma Buzzati, come Pasolini, vuole avere lui il controllo. Non arriverà ad avere una vita, ahimè per lui, lunga a sufficienza per diventare anche un cineasta o comunque un regista o qualcuno che riesce poi a essere lui protagonista, come sarà Fellini e come sarà ovviamente Pasolini, però gli interessava anche quel mondo e, come si è visto, lo ha fatto bene finché ha potuto controllarlo lui. Poi il fato ha voluto che morisse nel 72. Grazie mille, scusi se abbiamo rubato ai suoi ospiti, buona prosecuzione alla visita della mostra, grazie mille. Allora, dicevamo, cerchiamo, anche ci segnalano dagli studi che stiamo andando un pochino lunghi, però facciamo un ultimo giro, così vediamo ancora delle opere. Quanto è stato facile o difficile poi farle arrivare queste opere, Mattotti? Ma ovviamente l'amministrazione ci ha messo dell'impegno, ma non è stato così difficile. In ogni caso l'impegno ha avuto un merito, perché adesso queste opere così mirabili che vedono anche la fase di produzione delle stesse, quelle iniziali, sono ammirabili da parte di chiunque, anzi l'invito mio personale dell'amministrazione. Dobbiamo chiudere, mi fanno segno dallo studio. Vorrei invitare l'assessore, ecco, quello proprio di dire a chi ci sta guardando, diamo un buon motivo per venire a Belluno. Palazzo Fulcis, visto che l'altro giorno parlavamo di parcheggi, mettete la macchina a Lambioi, così non impazzite a parcheggiare in centro, che in centro i posti non sono tanti, ma Lambioi è molto grande, poi c'è una scala mobile molto semplice. Se invece ci sono problemi di disabilità, di mobilità, si può parcheggiare in centro chiaramente, ma per le persone come me, come l'assessore, come Stefano, che cade dagli scalini prima che si rompa la gamba, finché intero può parcheggiare tranquillamente a Lambioi, venire in centro con la scala mobile che ci porta a 300 metri da Palazzo Fulcis e venire a vedere, perché fra l'altro non c'è soltanto Mazzotti. Ma perché Belluno è una bellissima città, perché questa mostra è molto bella, è ricca di significati e di insegnamenti non solo per i giovani e i giovanissimi, ma anche per gli adulti, e quindi prendersi un'ora di tempo per nutrire la propria anima e migliorare il proprio io credo che sia una cosa assolutamente utile, specie di questi tempi. Poi l'amministrazione ha inteso facilitare l'accesso al museo, specie nei confronti delle scuole che sono state coinvolte in questo progetto. Infatti aspettiamo nei prossimi mesi molte scolaresche e molti studenti delle accademie, proprio perché qui l'aspetto artistico è preponderante, ma c'è anche un messaggio civile molto profondo che deve essere apprezzato, mi auguro, da sempre più persone. Belluno è bellissima e questa mostra lo è altrettanto. Ultima cosa, è una mostra più adatta ai bambini di allora che oggi sono adulti o ai bambini di oggi? Ma io direi a tutti e due, sinceramente, perché ciascuno di noi rimane un po' bambino e i bambini di oggi lo saranno adulti fra un po', ma lo saranno migliori dopo aver visto questa mostra. Siamo di un pochino lunghi, però è stato credo bello raccontarvi anche aneddoti come quello di Walt Disney che riguardano Mazzotti. Spero vi sia piaciuto vedere quello che vi abbiamo mostrato. Grazie per la linea, grazie a voi per averci seguito. Grazie a Fabio Fioravanti. Noi ora passiamo alla politica trevigiana in particolare. Ad appoggiarlo al momento sono il Partito Democratico, Treviso Civica, i Verdi, Più Europa e la Coalizione Civica. Oggi l'imprenditore Giorgio Denardi ha sciolto le riserve e ha scelto Antenna 3 per annunciare la sua corsa come candidato sindaco di Treviso, sfidando l'uscente Mario Conte. Sentiamo. Giorgio Denardi, la decisione è arrivata. Sì, la decisione è arrivata, sarò candidato alle prossime elezioni amministrative del Comune di Treviso, che sono previste per grosso modo maggio di quest'anno, e quindi ho finalizzato il lavoro di preparazione, di studio e di approfondimento sviluppato in questi mesi. Ho avuto, grazie a Dio, il sostegno anche della famiglia, che era uno degli snodi importanti che volevo avere a sostegno appunto i miei familiari. Sono riuscito a organizzare con la mia azienda le condizioni per poter dedicarmi a questa importante e impegnativa sfida. Per cui, avendo anche il consenso importante di molte figure importanti, sia di tipo politico, sia di tipo civico, su questa possibile candidatura, ho deciso di togliere le riserve e quindi dedicarmi anima e cuore alla mia città. Allora,
candidato, lei dice non voglio che si dica candidato del centro-sinistra. Sì, io non sono un candidato politico, quindi ci tengo a sottolineare questo aspetto, sono 100% un candidato civico, quindi avrò una mia lista con i miei collaboratori, una mia squadra che collaborerà con me, e ci sarà ovviamente anche una serie di movimenti e di partiti che potranno aderire o meno alla mia candidatura, ma io voglio rivolgermi veramente a tutta la cittadinanza, perché non mi riconosco nella destra né nella sinistra, non mi interessa onestamente un profilo ideologico. A me interessa fare il bene veramente della cittadinanza, per cui ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura, diciamo, di sinistra, ci sono delle cose buone che vengono dalla cultura di destra, per cui onestamente non vedo, soprattutto in elezioni amministrative, la necessità di schierarsi con una bandiera di partito. C'è stato un momento in cui ha detto chi me lo fa fare, forse è meglio che faccia un passo indietro? 50 volte al giorno e anche la notte. Chiaramente io... Tipicamente quando affronto un progetto, una scelta, voglio ponderarla bene, ascoltare sia la pancia ma anche ragionarci molto sopra, e in particolare questi mesi mi sono serviti davvero per capire la complessità e l'importanza del ruolo di sindaco di una città come Treviso. Abbiamo bisogno di rendere più fertile, di rendere più attrattiva la nostra città attraverso una serie di iniziative che possono stimolare appunto la qualità della vita, che può essere sicuramente migliorata con delle scelte coraggiose. Un colpo d'ala è necessario. Quello che io propongo è veramente di fare un salto in avanti molto importante, cioè portare tecnologie innovative, portare scelte che possano effettivamente dare respiro alla città e valorizzare tutti i tesori e i patrimoni che abbiamo nella città e che stiamo svilendo. Io vedo nella mia figura la possibilità di introdurre delle logiche un po' diverse, di tipo appunto innovativo, di tipo manageriale, di tipo organizzativo, di tipo anche di visione, che al momento faccio fatica a vedere, ecco, da una parte e dall'altra. Finora io sento una città inchiodata a terra, ecco, e quindi le discussioni che si fanno sono veramente di basso profilo. Panevin sì o no, 30 km all'ora sì o no, che già ci sono. Cioè, io vorrei veramente che si parlasse di altro tipo di scelta. La politica viene vista come una cosa pericolosa, brutta, sporca, che tienti lontano, che ti fai male. Ecco, questo è quello che era la paura della mia famiglia, come anche di tanti amici che mi hanno detto ma chi te la fa fare? E questo chi te la fa fare o mi non va a combattere è un qualcosa che mi rimbalzava dentro, che dice ma perché? Ma perché dobbiamo dare una delega in bianco quando stiamo parlando della nostra città, della nostra vita? Ecco, questo dunque un estratto dell'intervista a Giorgio Denardi, che appunto ha sciolto le riserve sulla sua candidatura a sindaco di Treviso. Noi ora ci fermiamo per qualche istante con il nostro meteo, la pubblicità. Subito dopo torneremo in diretta con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione sul nostro territorio, dunque bel tempo asciutto ovunque. Il dettaglio di venerdì 13 gennaio. Sul Veneto al mattino il cielo si presenterà nuvoloso con nebbie anche fitte, a seguire maggiori rasserenamenti con cielo via via più sereno, ancora nebbie a partire dalla sera. Temperature in lieve calo, minime comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo nubi basse, inizialmente con cielo anche coperto, più sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 9-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino o Alto Adige. Avremo tratti soleggiati intervallati da annuvolamenti anche intensi. Temperature minime intorno a 1-1 grado, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di enti locali e della situazione che molte province e comuni si trovano ad affrontare in questo periodo difficile, contrassegnato soprattutto dal problema dei rincari dell'energia e delle materie prime. Abbiamo in collegamento, li ringrazio per essere con noi, Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza, e Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso e presidente del UPI Veneto, l'Unione delle Province del Veneto. Buona giornata e benvenuti. Buongiorno, saluto anche a Francesco. Non la sentiamo, Rucco, forse ha l'audio da attivare. Allora, cominciamo intanto subito con Stefano Marcon. Dicevamo, no, enti locali alle prese con il caro energia, e proprio in queste settimane stiamo sentendo come molti comuni stiano rinviando l'approvazione dei bilanci, no? La chiusura dei bilanci, proprio perché si trovano di fronte a questo punto di domanda, insomma, su quelle che saranno le uscite causate dal caro bollette. Che quadro potete tracciare in questo momento? Un quadro difficile, nel senso che, come è noto, appunto anche gli enti locali pagano lo scotto dell'aumento dei costi energetici. Si somma per gli enti locali anche l'aumento dei costi delle materie prime per quei progetti che stanno prendendo corpo rispetto anche a risorse messe a disposizione dal PNRR. E l'aspettativa è che in qualche modo ci sia un ristoro da parte dello Stato centrale di questi aumenti di costi energetici. Cito quel che è successo l'anno scorso, per esempio, per comuni e province sono stati messi a disposizione oltre 1 miliardo di euro che coprivano il 65% dell'aumento dei costi energetici. Oggi sappiamo di poter contare in 400 milioni sempre tra comuni e città metropolitane, e quindi se 1 miliardo copriva il 65% dell'aumento l'anno scorso, 400 milioni oggi coprono, stante l'attuale costo dell'energia, circa il 30%. Quindi vi è un'aspettativa di capire se queste risorse verranno integrate, e so che alcuni tavoli di lavoro sono aperti con sia l'associazione dei comuni che con l'associazione delle province. Perché questo? Perché appunto altrimenti sarebbe difficile chiudere il bilancio stante gli attuali costi. Vi è poi l'attesa anche che scendano questi costi di gas e energia elettrica, in modo tale, insomma, da tracciare una programmazione del 2023 che sia sostenibile, che sia veritiera, perché d'altronde non si potrebbe fare altrimenti. Quindi in attesa per quei comuni che insomma dovranno chiudere i bilanci necessariamente il prima possibile, perché ricordo che non approvando i bilanci di previsione non si possono portare avanti ad esempio i piani assunzionali dei comuni, perché un altro tema è quello del personale che si fa fatica andare a sostituire, uno perché l'appetibilità del posto pubblico oggi non è più quella che c'era qualche tempo fa, e l'altro appunto per una questione di risorse che debbono essere necessariamente programmate. Non chiudendo il bilancio si rallentano tutte queste procedure che sono già di per sé lunghe di suo, chiamiamola così, e c'è bisogno appunto di chiuderlo velocemente e avere delle risposte su questi temi che interrogano tutti i sindaci e i presidenti di provincia oggi. Ecco, Sindaco Rucco, vediamo ora se riusciamo a sentirla, la situazione per quanto riguarda Vicenza, comune e provincia, no? in questo momento com'è a proposito di questo tema? Il tema dei bilanci è un tema che preoccupa, perché le entrate naturalmente sono diminuite. Parlo della provincia di Vicenza, la crisi dell'auto, l'imposta relativa alla registrazione delle auto per esempio si è abbassata notevolmente, il mercato è piuttosto fermo,
quindi vuol dire minore entrata. A questo aggiungeteci i costi energetici che riguardano sia la provincia, penso agli istituti scolastici, al riscaldamento, alla luce, no? E così anche per il comune l'illuminazione pubblica comporta un aumento dei costi energetici di alcuni milioni di euro. Per fare un esempio concreto, il comune di Vicenza nel prossimo bilancio di previsione che andremo a discutere a fine gennaio è un più 6 milioni di euro di costi energetici rispetto all'anno precedente. Già il 2022 si è chiuso con un più 4 milioni di euro, quindi capite che è stato difficile mantenere un equilibrio per chiudere il bilancio. Lo abbiamo fatto grazie anche agli utili provenienti da GSM IM, che è la nostra azienda municipalizzata, che ha fatto molto bene nei risultati del 2022. La previsione quindi di entrata sarà di 15 milioni di euro. Questo ci permette di evitare il taglio dei servizi, di non spegnere i lampioni la notte, di lasciare il riscaldamento acceso nelle scuole quando serve e così via. Ecco perché appunto, come lei accenna, no, Rucco, uno dei problemi maggiori che stanno fronteggiando le amministrazioni in questo momento è proprio quello di essere costrette a tagliare dei servizi. Ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, no? in queste settimane, chi riduce l'illuminazione pubblica, un lampione sì, un lampione no, chi abbassa il riscaldamento, chi accorpa determinate sedi ed uffici pubblici per risparmiare sul riscaldamento, no? Ognuno sta cercando delle soluzioni per cercare di ammortizzare in qualche maniera questa botta, possiamo chiamarla così, no? del caro Sì. energia sui bilanci. Sì, noi abbiamo fatto un piano di risparmio energetico perché credo che sia corretto, trattandosi di risorse pubbliche, di denaro dei cittadini, spendere con attenzione i soldi. Questo è fondamentale, non si possono sperperare denaro pubblico che può servire anche per altre cose importanti, i servizi sociali, l'aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà, per esempio, è un tema che abbiamo affrontato negli ultimi 3 anni per la pandemia e devo dire che i risultati sono stati ottimali. Abbiamo aiutato anche nel 2022 1.600 famiglie nel pagamento delle bollette, sempre grazie a un extra utile di GSM IM. Però se io non avessi avuto l'extra utile di GSM IM avrei dovuto scegliere tra spegnere i lampioni in alcuni quartieri della città, magari abbiamo ridotto, quello abbiamo fatto comunque, gli orari di riscaldamento nei palazzi comunali per contenere la spesa, o comunque c'è anche il tema dell'aumento delle imposte locali, che comunque non abbiamo fatto. Quindi tutto questo grazie agli utili di un'azienda che sta funzionando, da degli utili abbiamo evitato di aumentare le tasse, di spegnere i riscaldamenti in alcune strutture e soprattutto di spegnere magari l'illuminazione pubblica nei quartieri. Sappiamo quanto delicato sia in tema di sicurezza pubblica. Ecco, Marcon, torno da lei, accennava Rucco alla questione dei servizi sociali, perché poi alla fine no, sono soprattutto i sindaci a essere, come dire, il primo front office dei cittadini e delle famiglie, soprattutto di coloro che in questo momento così particolare che stiamo attraversando si trovano in difficoltà, perché poi è al comune, no, che vengono coloro che hanno dei problemi. Peraltro, per quanto riguarda nello specifico la provincia di Treviso e i servizi sociali, è di queste ore, no, l'allarme insomma, che è stato lanciato dalla Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2, Paola Roma, che assieme al direttore generale dell'ULSS hanno scritto una lettera proprio per le difficoltà, no, a livello territoriale nel sociale. In questo senso, diciamo, il vostro lavoro, Sindaco? Sì, è così. L'assistenza domiciliare, che è il tema toccato oggi dalla Presidente della Conferenza dei Sindaci, è una delle funzioni che fanno capo ai comuni e che impegna sempre di più. Ricordo che l'assistenza domiciliare è quella misura insomma, che consente di gestire magari qualche caro non in struttura ospedaliera, gestirlo a casa con il supporto sociosanitario anche delle amministrazioni comunali, e questo è un costo che
sta aumentando, no? Perché che tu lo faccia direttamente con assistenti sociali tue piuttosto che utilizzi delle cooperative esterne che fanno questo tipo di servizio, oggi trovano a dover sopportare costi maggiori rispetto a quando siamo partiti l'anno scorso o un paio d'anni fa, ed è naturalmente un tema sul quale bisogna intervenire e serve che ci sia un supporto da parte degli enti sovraordinati, perché altrimenti con le casse dei singoli enti comunali si fa fatica a farci fronte, e questo è un problema che si somma ai problemi dei costi energetici, al problema dell'aumento del caro delle materie prime, e ci metto anche il problema delle RSA per anziani, no? Che oggi stanno facendo la medesima fatica per far quadrare i conti, e sappiamo come funzionino le dinamiche delle finanze delle famiglie, no? Quando devi sostenere un tuo caro in una struttura, in un centro per anziani. Una tempesta perfetta è stata definita da qualcuno, nel senso che oggi ci si trova ad avere una inflazione che galoppa, tutto che aumenta, le entrate rimangono ferme per quel che concerne i bilanci degli enti locali laddove siano possibili, cioè non si agisce sulla leva fiscale, calano negli enti provinciali perché lì le fonti di entrata, le ha citate bene prima Francesco, sono quelle legate direttamente al mercato dell'auto, e quindi non si riesce a far fronte e mantenere lo status quo. Bisogna che necessariamente qualcuno intervenga in modo tale che poi non ricada sulla testa del sindaco piuttosto che del presidente della provincia questo onere di dover far fronte ai maggiori costi che sosteniamo tutti come comuni, insomma, come le famiglie. Le famiglie oggi fanno fatica perché l'energia elettrica è aumentata, fanno fatica perché il gas costa di più, la stessa fatica la fanno i comuni. Non ci va, non è nelle nostre corde tagliare servizi già di per sé che bisognerebbero di essere implementati per certi aspetti. La provincia di Treviso e il comune di Castelfranco Veneto non hanno purtroppo fortunatamente una partecipata che ha potuto distribuire utili, no? E quindi la situazione di oggi è preoccupante, ma d'altronde questo tipo di denunce lo si sta portando avanti da tempo tramite le associazioni, e non è il piagnisteo del sindaco di turno piuttosto che altro, è una situazione oggettiva, reale, sulla quale bisogna fare fronte comune, perché tante azioni non si possono fare. Il comune di Castelfranco Veneto ha deciso di spegnere l'illuminazione mezz'ora prima dell'alba e di ritardare l'accensione a mezz'ora dopo il tramonto per limitare il disagio della mancanza di illuminazione, perché non si può non tenere illuminata una città per questioni di sicurezza che conosciamo benissimo tutti. Quindi l'auspicio è quello che insomma si prenda veramente il toro per le corna e si vada a fare delle azioni che ci consentano di mantenere questa attenzione rispetto alle comunità che siamo chiamati a amministrare, senza far gravare su di loro l'onere di questa congiuntura negativa che ormai dura da troppo tempo. Sindaco Rucco, c'è poi anche tutta la partita delle opere pubbliche, no? Che ovviamente risentono in maniera considerevole, no? di questi rincari, pur con i fondi che sono arrivati del PNRR. In ogni caso abbiamo visto, no? Come molto spesso si sia stati costretti a rivedere appalti, capitolati, eccetera. A Vicenza quali sono i temi caldi su questo fronte? Beh, diciamo che Vicenza è un territorio, sia la provincia che i comuni. Io parlo anche del comune di Vicenza, per darvi un quadro, solo il comune di Vicenza ha avuto l'ammissione a progetti per un valore PNRR di 73 milioni di euro in città di opere pubbliche, e quindi la preoccupazione più grande è poi quando saremo pronti a fare le gare, se ci sarà chi partecipa alle gare, perché i costi aumentati di tutte le materie prime hanno portato nei mesi scorsi, è successo con una scuola della provincia ad esempio, a non vedere partecipare nessuno, quindi la gara è andata deserta. Fatta la gara qualche mese dopo, la stessa scuola, la stessa aula magna che andiamo a rifare, un intervento di 2,5 milioni di euro, siamo riusciti a giudicare nella gara successiva con un piccolo ritocco in aumento dei costi. Quindi questi sono esempi pratici per capire quali possono essere anche i fini del PNRR
le problematiche che incontreremo nelle gare che verranno. Se le gare vanno a vuoto, rischiamo di compromettere i termini perentori del PNRR, sui quali non si può sgarrare, come sapete, e poi ci sarà bisogno di proroga a quel punto, perché se una gara va deserta non è certo colpa del tecnico o dell'amministrazione comunale o provinciale che vi partecipa. Ecco, per alleggerire un po' volevo passare alla cultura, perché abbiamo visto insomma come anche in queste ultime vacanze natalizie la nostra regione, il nostro territorio stia attirando molti turisti e molti visitatori, così come è accaduto nell'ultimo anno, e quindi chiaramente immagino che anche tutte le amministrazioni comunali delle aree interessate stiano in qualche maniera puntando anche su questo, su eventi culturali di vario genere, proprio per cercare di far girare anche l'economia. Vicenza in questo senso, no? Rucco ora sta ospitando una mostra molto importante che sta riscuotendo peraltro parecchio successo anche, no? Sì, siamo partiti proprio il 22 dicembre, è stata una mostra sugli egizi, guidata e curata da Cristian Greco, che è il direttore del Museo Egizio di Torino, con la collaborazione del Louvre, peraltro nei prestiti. E per darvi un dato, dal 22 dicembre all'8 gennaio gli ingressi sono stati 15.500, cioè circa 1.000 persone al giorno, quindi un grande successo nella partenza, durerà fino al 7 maggio e sta creando anche un indotto importante, perché molti vengono anche a visitare la città, che comunque Vicenza, come le altre città venete, sono città bellissime, hanno tanto da offrire non solo in materia culturale ma soprattutto artistica, architettonica e devo dire anche enogastronomica, visto che c'è il collega Marcon collegato, sappiamo di cosa stiamo parlando. Ecco, Marcona, anche Castelfranco, naturalmente città del Giorgione, punta su questo, l'enogastronomia, l'arte, ma non solo, pure il cinema, no? È proprio di questi giorni la notizia anche di un film girato in città. Ho fatto delle riprese a teatro accademico, ascoltavo con piacere Francesco, perché insomma Vicenza è una realtà molto diversa rispetto a Castelfranco Veneto, ma noi nel nostro piccolo stiamo cercando, facciamo rete con il territorio e in questi giorni a Castelfranco, nell'occasione anche del bicentenario della nascita di Antonio Canova, abbiamo organizzato una mostra che ritrae un autoritratto, l'avevano definito, del Giorgione, no? E poi insomma è una storia un po' narrata e sembra essere una beffa, l'hanno chiamata la beffa la mostra, perché è un quadro dove, con il quadro del Giorgione ma dipinto dal Canova, quindi nel nostro piccolo museo castellano oggi ospitiamo questa mostra in rete con il territorio e qualche azione la si fa. Siamo partiti qui dal 2023, i cittadini castellani potranno visitare gratuitamente tutti i poli culturali della città, quindi biblioteca, museo, piuttosto che teatro accademico, lo studiolo, e per gli altri invece con una card, Castelfranco Card, con una modica cifra di 10 euro avranno l'altrettanta possibilità di visitare tutti questi poli, quindi in dimensioni naturalmente più piccole rispetto ai comuni capoluogo, no? Ma anche il nostro è un territorio che riesce ad esprimere attrattività. Siamo tornati ad avere numeri di presenze turistiche ante crisi Covid e quindi un po' lavorando in rete, lavorando assieme e credendoci, stiamo tornando ad avere quelle soddisfazioni che insomma tagliano Castelfranco Veneto oltre le 100.000 presenze, quindi non sono proprio poche. Ecco, prima di chiudere ad entrambi volevo chiedere e fare un passaggio insomma sulla questione di grandissima attualità in queste ore, che è quella del caro benzina, con i benzinai che questa mattina appunto verranno ricevuti dal governo, hanno proclamato 2 giornate di sciopero, non ci stanno ad essere definiti speculatori, insomma intanto i consumatori sono costretti a fare i conti con questi aumenti alla pompa che vanno insomma ad influire su una situazione di rincari energetici e non solo complessiva, che sta davvero creando non pochi problemi a tante famiglie. Sindaco Rucco. Questa mattina ascoltavo su una trasmissione radiofonica il fatto che bisogna fare un'azione importante non solo normativa ma anche politica sulle aziende petrolifere. Qui la colpa non è del singolo
distributore, ci sono delle compagnie importanti che coordinano, decidono i prezzi e quindi poi il distributore li applica. L'intervento, mi sento di spendere anche 2 parole a sostegno del governo, del Presidente Meloni, perché cosa è successo? Cioè sostanzialmente è stata accusata di non aver abbassato le accise, però se la coperta è corta in questo momento o abbassi le accise o intervieni sulle bollette energetiche, cioè non è che possiamo far tutto, i soldi sono quelli, vale per i comuni, vale anche per il governo. Non voglio fare una difesa d'ufficio perché non ne ha bisogno, sa difendersi bene da sola, però ecco, tutto il resto lo vedo un po' come strumentalizzazioni. Però un'azione forte sulle aziende petrolifere secondo me è quanto mai necessaria, perché a volte si vede proprio che l'aumento è talmente repentino, talmente veloce, che devo dire qualche dubbio viene anche a noi utenti della strada. Marcon, sul tema del caro benzina, tra l'altro che coinvolge tutto il sistema anche dell'autotrasporto, no? Che lei conosce bene. Esatto, condivido appieno quello che ha detto Francesco Rucco e vedo cosa succede anche nel resto d'Europa, perché per lavoro appunto noi insomma, frequentiamo altri mercati internazionali, quindi si vede in Italia vi è tutta una particolarità, una singolarità che fa pensare che ci sia insomma una sorta di speculazione, una sorta di lobby che approfitta dei determinati momenti. E quindi è giusto fare una ricognizione e verificare se vi sono le compagnie che insomma approfittano, uso questo termine, che mettono in difficoltà. Non trova ragione anche nel costo del petrolio, quanto è il dollaro, perché ogni tanto ne senti sempre una, no? C'è il dollaro che va su e allora è perché è colpa del dollaro, il petrolio che va giù è colpa, ma insomma la benzina e il gasolio aumentano sempre, in Italia non trovano mai momenti di stabilità o di riduzione che possano giustificate dall'andamento del costo della materia prima. Non c'è, bisogna che in qualche modo si intervenga. Il tema delle accise è un tema sul quale si discute da tanti anni e ricordo sempre che credo, non so se le abbiano tolte, ma ci siano accise ancora inerenti al terremoto del Belice, credo sia strutturalmente da prendere per mano e finanziare alcune altre esigenze di bilancio dello Stato con delle poste diverse, perché non trova più giustificazione oggi non trova giustificazione che le imposte e le accise in un litro di gasolio incidano più del costo della materia stessa, perché la realtà è questa. Davvero per essere stati con noi, una buona giornata e un buon lavoro a Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, e a Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco. Grazie un saluto mille. A tutti, in particolare al GS, arrivederci. Grazie, un saluto. Grazie, saluti a tutti voi. E buon lavoro. Allora noi ora proseguiamo con la cronaca che ci riporta nel veneziano, dove c'è stata l'ennesima spaccata, la nona ad opera della banda del Tombino. Pensate, la nona nello stesso negozio in piazzale Leonardo da Vinci a Mestre, una situazione che per il titolare lo sentiremo adesso, sta diventando davvero insostenibile. L'anno scorso aveva subito 3 spaccate in una settimana. Sentiamo. Questa è la nona spaccata, praticamente quest'anno è la prima, però non ne possiamo più perché è una cosa continua. È arrabbiato Adriano Ghedin, titolare di MAD Primo Benessere. La sua attività in piazzale Leonardo da Vinci a Mestre per l'ennesima volta ha subito un tentativo di furto. La banda del Tombino questa volta non è riuscita a sfondare il vetro della porta d'ingresso. Non è andata sempre così. In passato i ladri sono riusciti a portare via contanti e anche della merce. La situazione per il negoziante sta divenendo insostenibile. La situazione si è degenerata, praticamente noi con tutte le spaccate che abbiamo avuto l'assicurazione per assicurarci ci chiede una cifra molto alta che praticamente non ci assicuriamo più. Allora rischiamo appunto il furto a spese nostre. Malviventi spregiudicati con ogni probabilità in cerca di qualche spicciolo rimasto nel fondo cassa appena sufficiente per delle dosi di stupefacente. È pieno di drogati.
Beh, ce ne sono abbastanza, poi c'è un certo orario alle 6 di sera dove c'è la distribuzione, che si vedono, che si nascondono e si distribuiscono appunto la dose. Le precauzioni per evitare le intrusioni il commerciante le ha prese da tempo, lasciare in vista la cassa vuota nel bancone quando il negozio è chiuso e rinforzare la porta con barre d'acciaio e viti. Il tentativo di scasso però c'è stato lo stesso, con 4 o 5 colpi di tombino, il che fa supporre a dei disperati. Questa volta sì, abbiamo avuto nessun furto, è sempre il solito vetro, che 400 euro del vetro da cambiare e niente, sperando che sia l'ultima perché appunto la cosa è invivibile. Boom di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Padova durante le feste. Secondo i sanitari si tratta di numeri mai visti e 4 su 10 sono codici bianchi. 2.143 bambini, 1 su 3 entra per sintomi respiratori, bronchioliti o il temibile virus sinciziale, 12.433 adulti. Sono numeri mai visti quelli affrontati nel periodo tra il 22 dicembre e l'11 gennaio dal pronto soccorso pediatrico e centrale dell'azienda ospedaliera di Padova, con il personale che si è trovato a gestire picchi di casi di influenza con 4 pazienti su 10 in codice bianco. La settimana peggiore è quella appena passata. La presenza del codice bianco purtroppo è una cosa che notiamo da sempre, voglio dire, no? Cerchiamo di dare le risposte migliori naturalmente alle persone che arrivano nei nostri pronti soccorsi e appunto rispondendo alle loro esigenze. Per noi è sicuramente importante avere nei pronti soccorsi codici verdi, codici gialli, codici rossi, ma in realtà insomma anche il codice bianco viene naturalmente seguito. 141 ricoveri pediatrici dopo accesso in pronto soccorso, 1.568 di adulti. Un ospedale che nel periodo delle feste, Sant'Antonio compreso, ha effettuato 15.567 visite ambulatoriali, 1.226 interventi chirurgici, 9 trapianti, 1 di fegato il giorno di Natale, 1 di rene il 6 gennaio. Super lavoro con 2 buone notizie. La prima è legata ai fiocchi rosa e azzurri. Sono 101 i piccoli nati in azienda ospedaliera tra il 24 dicembre e l'8 gennaio, 9 dei quali hanno scelto il Capodanno per venire al mondo. E in calo dopo settimane anche la curva di contagi da Covid, scesi del 30% solo negli ultimi 7 giorni. Siamo in una fase di rallentamento, non possiamo dire che il virus batte in ritirata, no? In realtà è presente nella nostra comunità e in forme naturalmente minori rispetto al passato, quantitativamente e qualitativamente anche per quanto riguarda la sintomatologia, ma è opportuno essere sempre prudenti. 98 ricoverati positivi nell'ultima settimana, 2 le persone in terapia intensiva, 1 è un Covid per caso, il secondo un 60enne non vaccinato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un tema che diciamo sta tenendo banco ormai davvero da tanti mesi e che non ci saremmo aspettati di dover affrontare nuovamente nel cuore dell'inverno, che è quello della siccità e non solo, con tutte le conseguenze che questo sta portando all'agricoltura, conseguentemente ai cambiamenti climatici. Ringrazio per essere con noi Mattia Mattiuzzo, vicepresidente di Coldiretti Treviso. Buongiorno, grazie. Buongiorno grazie a lei. Per essere con noi, e ringrazio in collegamento Francesco Cazzaro, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Buongiorno Cazzaro, grazie per essere con noi. No. È caduto il collegamento, allora vediamo intanto in attesa di ripristinarlo. Mattiuzzo, allora dicevamo sicuramente un tema del quale si sta parlando da troppi mesi e che davvero non ci si aspettava nel cuore dell'inverno dover parlare di siccità dei livelli che sentiremo dopo dai dati, no, del Consorzio di Bonifica, sono davvero preoccupanti. Intanto buongiorno a tutti i telespettatori, ringrazio della presenza e della considerazione che dà la testata soprattutto all'agricoltura. Sicuramente è una rincorsa alla siccità che non parte solo da questa parte invernale, ma che inizia da lungo tempo, quindi dall'estate scorsa. Le difficoltà contratte durante la stagione estiva
che si ripercuotono nel periodo invernale, colpendo le colture sia primaverili del 2022 e che si procingono a terminarsi, ad esempio con le raccolte del radicchio tardivo di Treviso in questi giorni. Le difficoltà dovute alla mancanza dell'irrigazione nei vigneti in questo caso e nelle colture sia arboree che da seminativo ripercuotono danni importanti all'economia. Non si pensava di arrivare addirittura a un inverno siccitoso e poi, come parlerà penso il presidente Cazzaro di Ambi, con le difficoltà che hanno i stessi bacini sia montani che i bacini lacustri, con le difficoltà di non avere risorse idriche in questo momento. Quindi sicuramente non si procinge un inizio di stagione dei migliori. Aspettiamo a vedere come si svolgerà nel tempo successivo le precipitazioni, sperando di caricare un po' di neve nelle montagne per dar poi sì allo scioglimento in periodo primaverile per il carico dei laghi, che poi vanno a rifornire, ad esempio nel nostro caso per la provincia di Treviso, la risorsa che è poi nel fiume Piave, da dove il Consorzio di Bonifica Piave attinge per poter dare irrigazione ai territori limitrofi. Ecco, allora vediamo intanto se abbiamo ripristinato il collegamento con Francesco Cazzaro, presidente dell'Unione Veneta delle Bonifiche. Fatemi sapere dalla regia se c'è, evidentemente non ancora. Comunque insomma, Mattiuzzo, i dati... Ah sì, ecco, ora lo vedo. Buongiorno Presidente, mi sente? Presidente, mi sente? Io la vedo ora nel preview, ma non la vedo in onda. No, ancora. Allora, intanto continuiamo noi, vediamo se i colleghi riescono a sistemare. Certamente, insomma, è una situazione che desta non poche preoccupazioni, no? Ne abbiamo parlato molto nel corso dell'estate, che è stata una delle estate più calde e siccitose che si siano mai viste, e ora in quest'inverno si comincia anche a riflettere, a pensare su quello che potrebbe essere il futuro dell'agricoltura, nel senso coltivazioni alle quali noi siamo stati abituati fino ad oggi. Potranno avere ancora un seguito a fronte di questi mutamenti climatici che ormai è evidente, insomma, sono in atto e sono strutturali. Sarà necessario adeguare anche e pensare in prospettiva, no? Su quali siano le coltivazioni più idonee alla situazione attuale? Sicuramente, ricordiamo che il nostro territorio principalmente è fatto da terreni a seminativo, a arboreo, quindi viticoltura, e a frutticoltura. L'impegno dato dagli agricoltori in questo territorio, quindi parlando della Marca trevigiana, non è tanto forse di modificare le colture quanto di utilizzare in modo molto più mirato l'irrigazione, quindi a utilizzare nel meno possibile e nel miglior modo possibile l'acqua che ci viene fornita per poter portare a termine le colture. Quindi più che guardare a un cambio, diciamo, di rotta rispetto all'agricoltura sulle colture, parlerei come di un miglior utilizzo e un miglior modo di impiegare l'acqua, quella poca che ci resta, quella poca che ci viene fornita, per portare a termine un reddito agricolo soprattutto, e in conseguenza quindi anche una partita per l'agricoltura in generale. Quindi più che cambiamento forse delle colture è da valutarsi un miglior modo dell'utilizzo, nonché mi sembra che con i fondi del PNRR, e ci si sta adoperando anche a livello nazionale con Coldiretti, l'utilizzo per avere degli invasi, microinvasi, parlo per le zone magari più collinari, come per un possibile evento del nuovo PSR Veneto, dove verranno impiegati dei fondi per i miglioramenti in ambito irriguo per le aziende agricole. Questo sicuramente è uno step che tutte le aziende agricole del territorio dovranno fare, e sicuramente accompagnate da un consorzio di bonifica che ci fornisce l'irrigazione in questo periodo, e posso dire che forse a livello veneto quello di Treviso, il consorzio Piave, è riuscito nel miglior modo a dare soddisfazione ai propri utenti per poter portare a termine le colture. Quindi più che un cambio di cultura, forse un miglior modo di utilizzare l'acqua sicuramente. Già da anni abbiamo iniziato questo step, negli ultimi anni sicuramente si farà di più e cercheremo di fare ancora meglio. Quindi anche migliorare, come dire, il
sistema di irrigazione, no? Pensiamo, se ne parla da tanti anni, soprattutto la scorsa estate, no? Caratterizzata, come dicevamo, da questa grande siccità e temperature molto alte, i sistemi di irrigazione che consentano di non sprecare questa risorsa che si sta rivelando essere davvero sempre più preziosa, no? Proprio su questo, facendo un attimo un panorama della situazione del territorio trevigiano, il Consorzio di Bonifica Piave ha in essere circa 50.000 ettari, facciamo dei macronumeri, di terreni a uso irriguo. Di questi 50.000 ettari ancora 20.000, poco più, sono adoperati da un impianto ormai sorpassato, quindi a canaletta. Si sperava soprattutto nei fondi del PNRR o ministeriali per poter portare a trasformazione tutto quello che necessita poi per mettere in condizioni anche di utilizzare meno acqua, meno prelievi dei laghi e quindi ottemperare tutte le normative vigenti in materia di deflusso ecologico. Ecco, allora vediamo Cazzaro se funziona ora il collegamento. Presidente? No, niente, evidentemente questa volta gli strumenti informatici ci hanno tradito, vediamo se si riesce in qualche maniera a ritornare, perché peraltro insomma i dati che abbiamo visto che sono stati diffusi in queste ore dall'Unione delle Bonifiche, sia a livello nazionale che a livello veneto, sono estremamente preoccupanti, nel senso che insomma la pioggia e la neve che è caduta in montagna, poca peraltro, appunto, sicuramente non basta, e la maggioranza se non la totalità, insomma, degli invasi di montagna sono a dei livelli davvero molto, molto bassi e molto preoccupanti, calcolando soprattutto che siamo nel cuore dell'inverno. Sentivo addirittura questa mattina, scorrendo i dati nazionali, che l'unico fiume che ha in Italia una portata superiore alla media di questo periodo è la Dora Baltea, proprio perché si sta sciogliendo la neve con un mese e mezzo di anticipo. Quindi insomma è chiaro che tutto questo non può che allarmare in modo particolare l'agricoltura. Lei diceva soprattutto nel nostro territorio, per esempio, le colture seminative. Chiunque di noi, circolando, no, nel nostro territorio, avrà avuto modo di vedere questi campi verdissimi, che immagino sia grano, perdoni l'ignoranza, insomma, che... In questo momento quello che si vede verde tendenzialmente può essere pari a 3 colture, quindi può essere del frumento, che sia di grano terra o grano duro, dell'orzo o eventualmente dell'oietto, quindi principalmente quello che si utilizza per frumento a uso panificabile o per alimento zootecnico, di conseguenza anche l'orzo e anche l'oietto, quindi sempre di fatto per un uso zootecnico, per alimentazione bovina principalmente. Ecco, ma è normale che in questa stagione si veda un seminativo, insomma si vedano dei campi. Una volta quelle culture si chiamavano autunno-vernine, e il fatto è che non c'è più l'inverno, facciamo fatica quindi di conseguenza avere questa rigidità di temperatura che rallentava la crescita in quelle culture, e a oggi si vedono, non dico in fiorescenza, ma stanno lavorando, stanno correndo contro il tempo, lo si vede proprio, come diceva lei, dai dati che abbiamo non un inverno caldissimo. Se pensare che oggi ai primi di gennaio siamo a quasi 10 gradi giornalieri di massima, è assurdo. E ancora peggio, che deve far riflettere proprio quello che inizialmente raccontava sullo scioglimento dei ghiacciai e della neve, perché ricordiamo che gli accumuli che preservano, ma non solo all'utilizzo agricolo ma anche all'uso idroelettrico, quindi di fatto si collega al passaggio energetico, è l'utilizzo dell'acqua per generare corrente. Quindi di fatto, se non abbiamo carico di acque nei bacini montani, non potremo avere neanche la possibilità non solo di irrigare, ma a un agrosistema più grande, che non è solo per l'agricoltura ma quindi anche per la produzione energetica. Quindi i fattori per noi che rappresentiamo l'agricoltura sicuramente sono quelli di avere la possibilità che i nostri associati portino a termine le colture, qualunque essa sia, quindi partendo dai seminativi per arrivare poi, come dicevo, al fiore d'inverno, che è il nostro Agrico di Treviso. Le temperature rigide proprio a Treviso creano anche un problema, come è stato esploso anche dai giornali nel fine settimana, sulle culture dell'Agrico di Treviso tardivo, dove con la difficoltà delle brinate e le gelate siamo andati incontro a un calo di produzione del 30-40%.
40%. Le famose ghiacciate, le famose che ghiacciate, servono gelate, per il radicchio, per farlo diciamo invaiare di colore e farlo diventare rosso. Speriamo, come dicevo prima, nei prossimi giorni che si pensa a un ritorno di temperatura più rigida, e preghiamo perché arrivino queste nevicate in montagna che perdurino nel tempo per portare a seguito il carico di bacini idrici nel periodo massimo primaverile, per poi utilizzarle nel corso dell'annata. Ecco, mi hanno fatto vedere nel preview poco fa il presidente Cazzaro, quindi vediamo se riusciamo a sentirla. Buongiorno Presidente. Buongiorno, mi sentite? Ecco, ce l'abbiamo fatta, sì, ce l'abbiamo fatta, la sentiamo. Allora, dicevamo di questa situazione, insomma di questi dati che sono stati diffusi dai consorzi di bonifica a livello nazionale e a livello Veneto. Nello specifico, Presidente, per quanto riguarda il Veneto, che situazione abbiamo di fronte? Beh, io non vorrei fare così l'uccello del malaugurio, però non siamo di fronte a una situazione tanto simpatica. Avevamo avuto, diciamo, sulla falsariga dell'annata scorsa, gli ultimi 3 mesi dell'anno che erano cominciati un po', diciamo, tragicamente, nel senso che non c'erano precipitazioni. Poi, al dir la verità, a dicembre, la prima quindicina di dicembre si è un po', la rotta è un po' cambiata. Abbiamo avuto delle buone precipitazioni e soprattutto molta neve in montagna, con temperature che a dir la verità ci hanno un po' sorpreso, nel senso che erano addirittura oltre un paio di gradi più basse della media degli anni trascorsi. Purtroppo però poi l'innalzamento della temperatura ha fatto in modo che questa neve, gran parte di questa neve si sciogliesse, e quindi la riserva di fatto è andata a svanire, e questa è una grossa preoccupazione per l'annata prossima, per l'annata agraria, ma non solo. Poi se vorrete ne parleremo, perché il problema non diventerà più se persiste questa situazione di conflitto in agricoltura per avere l'acqua da un produttore piuttosto che un altro. Potrebbero esserci conflitti che riguardano le varie attività, non solo quella agricola, ma che entrano in competizione. Ecco. Per esempio, mi scusi, non ho ben afferrato, cioè nel senso industria e agricoltura, che cosa? Esatto, se l'annata scorsa la difficoltà era di portare l'acqua nei campi in alcune zone, in tutte le zone, e magari qualcuna rimaneva sprovvista perché non si riusciva come consorzi a portare l'acqua dappertutto, il perdurare di questa situazione che, ecco, voglio ribadirlo, stiamo partendo dai minimi della stagione scorsa e abbiamo di fronte una nuova stagione. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda sia le riserve nivali che le falde, insomma tutta una serie di situazioni critiche. Potremmo essere di fronte a una crisi un po' peggiore quest'anno, che potrebbe creare conflitti tra l'idropotabile, per esempio, l'agricoltura, l'energetico, l'industria. Cioè, quando l'acqua è poca per tutti, e questo potrebbe, ecco, innescare situazioni sgradevoli che non eravamo abituati ad affrontare. Ecco, questo sì. Speriamo, come ho già sentito dai vostri ospiti, che da adesso in poi ci possa essere, ecco, il cielo che ci aiuta in tutti i sensi, nel senso che possa arrivare un po' di neve in montagna, ma soprattutto che piova per pinguare le falde che sono ai minimi termini. Tanto per dare un dato, noi ci trovavamo all'inizio di novembre con i picchi massimi o quasi, insomma, dei livelli pluviometrici delle falde. Quest'anno il livello più alto toccato a novembre, all'inizio di novembre, era inferiore alla media più bassa degli ultimi 20 anni.
questo è un dato veramente tragico, insomma. È un dato tragico, sì, Presidente. Peraltro, diciamo, potrebbero essere, lei parlava di questo conflitto, insomma, tra l'agricoltura e le altre attività, ma potrebbero esserci anche dei rischi per l'acqua potabile, nel senso già la scorsa estate se ne era parlato, no? In questo senso. Ricordiamo anche le numerose ordinanze che sono state fatte da tanti comuni proprio per sollecitare il risparmio della risorsa idrica, in particolare quella potabile, insomma, no? dei pozzi, delle falde. Sì, noi ecco, come consorzi magari l'aspetto dell'idropotabile potrebbe sembrare che ci interessa fino a un certo punto. In realtà sono tutte cose collegate, perché la situazione dell'altezza delle falde che riscontriamo in questo momento, se già l'anno scorso con livelli abbastanza accettabili all'inizio di stagione ha portato alcune criticità, ecco, non vorrei che il perdurare di questa situazione, che potrebbe solo peggiorare se perdura il livello della presenza dell'acqua nelle falde, determini difficoltà agli acquedotti per l'attingimento e quindi per l'approvvigionamento potabile, la necessità umana, insomma, ecco, questa è una delle preoccupazioni. Certo, siamo ancora all'inizio, non ancora all'inizio della stagione, e quindi può essere che le cose cambiano. Speriamo che, appunto, come dicevo prima, che il cielo ci aiuti con la piovosità. Questo è indispensabile. L'anno scorso, diciamo che abbiamo avuto, oltre alla necessità, diciamo, all'evento un po' particolare che di lunga siccità, ma anche temperature molto elevate che hanno così aggravato la situazione. Ecco, almeno è stata un po' la tempesta perfetta, speriamo che almeno quest'anno qualche fattore negativo, ecco, venga a mancare e ci dia un po' di sollievo. Lo speriamo tutti, e che la tempesta almeno si manifesti sotto forma di acqua che scende dal cielo. Un'ultima cosa, Presidente, volevo chiederle relativamente al territorio veneto. No? La situazione è omogenea, oppure ci sono delle situazioni che sono di maggiore criticità e che vi stanno preoccupando maggiormente? Ci sono sicuramente zone, non tutte le zone sono omogenee, e noi stiamo riscontrando che la parte sud, la parte meridionale, è quella che va verso le foci del Po, per intenderci Polesine. Già l'anno scorso all'inizio di stagione o meglio, già in chiusura di stagione 2021 e inizio stagione 2022 aveva già problemi più accentuati rispetto al resto della regione, e quest'anno si sta un po' ripetendo diciamo, il ritornello, e quelle zone sono doppiamente svantaggiate probabilmente dal fatto che in mancanza di acqua nei canali principali poi abbiamo anche il fenomeno della risalita del cuneo salino, che aggrava ulteriormente la situazione. Se nella pedemontana abbiamo il problema delle risorgive che si stanno impoverendo e che non danno più l'apporto di acqua che davano per il passato, ecco, nel Polesine, oltre a non aver l'acqua, abbiamo anche il problema grossissimo della risalita del cuneo salino. Del cuneo salino. Sì. Certo. Sì, prego. No, dicevo che abbiamo tutta una serie di dati che ormai monitoriamo, diciamo mensilmente, ma che quasi quotidianamente siamo portati a guardare, a osservare, a rivalutare, per capire se ci può essere uno spiraglio di speranza per il futuro. E questo ci consente anche, come è stato l'anno scorso,
di agire un po' preventivamente, perché se la stagione agricola bene o male si è riusciti a portarla a termine con pochi danni, è stato anche grazie al fatto che nei mesi di marzo, aprile, quasi tutti i consorzi, prevedendo le difficoltà che ci sarebbero state dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, avevano predisposto un piano di ridistribuzione della risorsa acqua a calendario e questo ha un po' salvato la situazione. Certo che quest'anno dovessimo partire già in situazione peggiore rispetto a quella dell'anno scorso. A questo proposito ricordo che l'anno scorso le riserve nivali e la neve in montagna c'era, soltanto che si è sciolta molto velocemente ed era finita quella scorta di acqua già prima della fine di maggio. Sì, quindi è chiaro che se partiamo da una situazione così è davvero allarmante, è davvero difficile. Volevo far concludere anche Mattiuzzo, no? Voi come aziende agricole, no? A fronte di questo quadro veramente inquietante, che cosa potete fare? Visto che abbiamo la fortuna di avere il presidente di Ambi, sicuramente un plauso a quello che è stato fatto dai consorzi in Veneto, perché rispetto forse al resto d'Italia il Veneto ha fatto vedere la differenza anche a mezzo dei propri consorzi di bonifica. La speranza è intanto di non fasciarci la testa prima di romperla, vediamo come va avanti questo strascico d'inverno, sperando in una rigidità di temperature, come diceva il presidente Cazzaro. Speriamo nelle nevicate e attendiamoci che comunque l'agricoltore sa comunque tirarsi sulle maniche e di fatto si adopererà per utilizzare nel miglior modo possibile quello che gli viene fornito come acqua irrigua e di conseguenza portare a termine le proprie culture e il proprio reddito agrario. Ecco, questo sicuramente. Più di questo l'impegno da parte dell'agricoltura è di adoperare nel miglior modo possibile, come dicevo prima, gli strumenti moderni per far sì che quell'acqua che ci viene data dai consorzi venga nel miglior modo possibile utilizzata ai fini agricoli, perché come ricordiamo le ultime 2 ordinanze fatte dalla Regione, si ricorda che all'inizio l'acqua serve prima per il benessere umano, poi per quello agricolo, quindi di conseguenza in cascata siamo il settore secondo e come diceva sempre Cazzaro, poi viene l'industria e tutto quello che ne consegue, quindi speriamo di non arrivare a quel conflitto preannunciato, ma mi auguro che come l'anno scorso si faccia un fronte comune per utilizzare nel miglior modo possibile la risorsa acqua. Anche perché poi alla fine siamo tutti nella stessa barca, esatto. No? Perché effettivamente è così. Noi ora veramente siamo giunti al termine di questa nostra edizione. Mi dispiace perché davvero ce ne sarebbero tante di altre cose da dire su questo argomento così importante che poi alla fine ci coinvolge tutti quanti. Io ringrazio quindi Mattia Mattiuzzo per essere stato con noi, vicepresidente della Coldiretti di Treviso. Ringrazio Francesco Cazzaro, presidente dell'Unione Veneta delle Bonifiche. Grazie e buon lavoro. Naturalmente grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Buon pomeriggio, arrivederci.